morto, ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno. E adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ancora suona il cannone e ancora non è contento di sangue la bestia umana. E ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? E il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? E il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Grazie.
Buongiorno, buongiorno, una canzone con delle parole molto toccanti. Più di qualcuno di noi in questi giorni, ieri, l'altro giorno, ha visto delle immagini raccapriccianti, queste mamme, queste bambine morte sulla sabbia, nel deserto, abbandonati da tutti nel 2023. Ecco, questa canzone ricorda la storia, ma la storia continua. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti importanti. Io ringrazio veramente tantissimo Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Dianin, Vescovo di Chioggia. Buongiorno, buongiorno Eccellenza, di aver accettato l'invito di essere qui, perché abbiamo bisogno anche di parlare con persone competenti che sanno cosa vuol dire la sofferenza, la povertà, la miseria, l'incuria, l'abbandono. E lei è uno di questi, e io mi permetto di ringraziarla per poter parlare a questa grande famiglia di Sveglia Veneti che ho, prevalentemente di persone, come le chiamo io, diversamente giovani, che chiamano in continuazione Eccellenza sentendosi abbandonate, non hanno più punti di riferimento. Saluto anche il professore Emanuele Bianchin, insegnante di panificazione e pasticceria della scuola Lepido Rocco di Lancenico, un amico caro che sta cercando di insegnare a questi ragazzi anche con la panificazione. La storia è storia, ecco, il pane, un bene pregiato, un bene meraviglioso. Se non ci fosse dovremmo inventarlo, il grano, la farina, ma soprattutto per capire come si può volare in alto anche con questi lavori, dare dignità alle persone, perché la dignità la dai solo col lavoro. Cosa ci dice Eccellenza di questa situazione raccapricciante con la guerra, ma con tutte le storie che vediamo tutti i giorni di persone, di creature che perdono la vita perché qualcuno non vuole vedere e sentire? Prego Eccellenza. Beh, intanto buona giornata a tutti. Certamente il cuore soffre a vedere tutte queste immagini, poi la realtà è che una nuova strage nasconde subito quella precedente, giriamo pagina tanto velocemente, però certamente siamo in un tempo difficile, ecco, l'immigrazione, quello che vediamo in questi giorni in Sicilia, i roghi, quello che vediamo il dramma anche del maltempo nel nostro nord, quello che vediamo nelle isole della Grecia, ecco. Noi dobbiamo sapere che ogni tempo ha avuto le sue crisi, i suoi drammi, e dobbiamo fare la nostra piccola parte. Credo che se tutti la facciamo, qualche passetto in avanti riusciamo a farlo, ecco. Quindi non lasciamoci schiacciare dalle fatiche, dalle crisi, ma teniamo alta la testa, ecco. Se tutti lo facciamo, penso che possiamo fare dei passi buoni in avanti. Allora, Eccellenza, è vero quello che dice, la ringrazio di queste parole. In effetti c'è il mondo del volontariato, dell'associazionismo che sta facendo questo. Manca una cittadinanza attiva, specialmente nei giovani, perché forse non li abbiamo accompagnati abbastanza, tanto è vero che il sondaggio che è stato fatto recentemente, Eccellenza, su cosa avrebbero voluto subito in quel momento era l'ascolto. Hanno scritto ascolto, forse li ascoltiamo poco e voi siete forse una delle poche realtà che ha in mano un numero importante di questi ragazzi con gli scout, con la Caritas, con queste associazioni meravigliose che cercano di dare risposte immediate, non con lo zio Remo daremo, faremo. Ecco, la Chiesa fa quello che può fare, lo fa. O sbaglio, Eccellenza? Sì, penso che quando parliamo di giovani dobbiamo anche distinguere. C'è un mondo di giovani che si sente molto impegnato. Ecco, io nella mia diocesi ho dei gruppi scout, per esempio, che veramente sono attivi su ogni fronte, sembrano a volte instancabili nell'aiutare, nel servire. Nella mia città c'è una ricchezza di volontariato, di disponibilità su ogni fronte, dove addirittura la fatica è quella di lavorare insieme, perché poi ognuno anche opera, agisce su tantissimi fronti. Certo, i giovani hanno bisogno di essere ascoltati, è anche vero che è una generazione nuova, sono generazioni che cambiano velocemente, forse maggiormente chiuse nel proprio mondo, con i social, con la fatica a volte anche di relazionarci. Il Covid ha fatto la sua parte, noi abbiamo fatto una ricerca sui giovani qui a Chioggia ed è emerso che tanti passano ore e ore chiusi in stanza
perché hanno anche un po' paura. Ecco, paura di un mondo che chiede sempre più di arrivare, di avere successo, di ottenere risultati, e di fronte alla paura di non essere all'altezza preferiscono chiudersi nel privato. Ecco, questa cosa mi ha fatto molto pensare, molto riflettere. Allora, sentiamo anche il professor Emanuele Bianchin, che si confronta quasi tutti i giorni, a parte adesso un po' di vacanza, ma con questi ragazzi, soprattutto insegnando un lavoro, un mestiere nobile, ecco, la panificazione. Prego, professore, come sono questi ragazzi? Condivide le parole di Sua Eccellenza? Sì, sì, condivido pienamente quello che ho appena detto, perché comunque anche noi notiamo che questi ragazzi hanno bisogno poi di rapportarsi con gli altri, sono molto chiusi, hanno difficoltà a capire che cosa succede al di fuori di quello che è uno schermo. Noi abbiamo molti ragazzi che arrivano dopo aver passato 2 anni con una scuola in DAD davanti a un computer, ascoltando delle persone, delle figure che parlavano senza avere questo rapporto umano che è molto importante. Forse quello che manca è proprio questo, quello che manca è un punto di aggregazione che per fortuna ci sono ancora, come diceva prima, scout e queste cose qua, che riescono a dare un qualcosa di concreto e di positivo a questi ragazzi. Manca un po' quello che è il sogno, quindi capire che cosa vogliamo fare, vedere che cosa si può creare. Noi abbiamo dei bravi ragazzi che escono con voglia di lavorare, hanno delle passioni, creano un sogno, cercano di portarlo avanti e vediamo che si inseriscono molto bene anche in quello che è l'ambiente lavorativo. Sì. Quindi io credo che adesso, in questo periodo, serva molto aiutarli a relazionarsi un'altra volta. È vero che hanno il telefonino, quindi tutte queste nuove forme per parlarsi. Io vedo un figlio anch'io che è giovane, non giovanissimo, ma è giovane, e vedo che anche lui adopera molto spesso il telefono, si parlano con il telefono, ma manca forse, bisogna dargli una mano a trovarsi ancora fuori, vedersi, parlare, cercare di, con la scuola, con quelle che sono le associazioni, farli incontrare, fargli vedere quella che è la realtà del mondo e cercare di dargli un po' di fiducia e di sogno, fargli sognare un po'. Io quello che noto molto in tante generazioni è che quando eravamo piccoli noi volevamo fare, che so, i calciatori o comunque piccolini, andavamo un po' più su con l'età e cercavamo di sognare un posto di lavoro, un qualcosa che ci dasse un po' di soddisfazione e di riscatto, anche sociale in molte situazioni. Qua invece notiamo che i ragazzi non hanno idea di cosa vogliono fare in futuro, non sanno perché stanno facendo un qualcosa, a parte una piccola parte. Eccellenza, condivide le parole del professor Bianchin, che il messaggio che sta lanciando il professor Bianchin è molto importante: sono bravi ragazzi, ascoltiamoli, aiutiamoli a trovare la strada giusta. Una volta c'erano gli oratori, Eccellenza, lei ne sa qualcosa, era un punto di riferimento fondamentale, dove c'erano i valori, rispettavi le regole, era un punto fondamentale, specialmente per quel ragazzo che aveva magari, diciamo, una famiglia un po' instabile oppure una famiglia numerosa, però c'era l'oratorio dove ti rifugiavi, ti divertivi, socializzavi. Adesso cosa c'è, Eccellenza, secondo lei? Hanno tutto, ma manca l'importanza della socializzazione. Si chiudono in se stessi, molti non si aprono, pensiamo ai suicidi che abbiamo anche qua nel Veneto, veramente sono cose da rabbrividire. Prego, Eccellenza. Beh, gli oratori ci sono ancora e anche funzionano. Ecco, io vengo da una diocesi, da Padova, dove la realtà giovanile, gli oratori ci sono in praticamente quasi tutte le parrocchie ed è una realtà vitale. Ecco, io penso in questo mese i centri estivi che sono stati fatti in tantissime parrocchie, io ne ho girati tanti, centinaia e centinaia di ragazzi. Ecco, parliamo ovviamente qui magari dei più piccoli, ecco, però anche tanti adolescenti, giovani che si mettono a disposizione. Io direi che la realtà giovanile è tanto diversificata. Ecco, certo, vivono un po' la giornata, però anche noi adulti dobbiamo chiederci che cosa stiamo offrendo a loro, cioè che mondo stiamo mettendo nelle loro mani. Ecco, studiano, girano, però poi alla fine tanti sono costretti ad andare all'estero, quindi
mi pare che la palla dovrebbe essere anche portata verso noi adulti e verso quale mondo consegniamo anche alle nuove generazioni. Un po' di fatica e anche per quello che noi stiamo provocando per loro. Eccellenza, siccome la ringrazio, però so che lei deve lasciarci alle 9:30, sono due domande che io volevo rivolgerle questa mattina. Il fine vita e questi ragazzi, queste creature che arrivano da noi accolte in maniera incredibilmente ignobile, dico io. Io sono andata a vederli, Eccellenza, ho toccato con mano qual è il disagio, ragazzi 18, 20, 22 anni con un'energia incredibile, chiusi su questi cortili di cemento su e giù tutto il giorno, non possono neanche mettere il naso fuori perché manca il permesso di soggiorno. Ma come si fa a tenerli in queste condizioni? Eppure c'è qualcuno che ancora non ascolta, non sente, non sono tutti delinquenti, io lo dico tutte le mattine, Eccellenza, sono dei bravi ragazzi, vogliono lavorare, lo chiedono, dico fateci muovere, fateci lavorare. Cosa ne pensa Eccellenza su questi due temi così importanti che stiamo dibattendo in questi giorni? Allora, parto da questo secondo, che è la questione dell'immigrazione, ecco, che con il dibattito anche importante che c'è stato anche nel nostro Veneto, con i sindaci, eccetera. Io racconto solo l'esperienza che noi stiamo facendo a Chioggia, ecco. Soprattutto il prefetto ci ha chiesto in maniera molto forte di mettere a disposizione delle strutture. La nostra scelta è stata quella di una accoglienza diffusa, quindi vuol dire poche persone in piccoli centri che non creino disagi o altre cose. Finora abbiamo già accolto 2 gruppi in 2 piccole parrocchie e gli abitanti di quella parrocchia hanno fatto anche una festa per accoglierli, hanno procurato loro delle biciclette, ecco, in un'altra parrocchia lo stesso è stato fatto. Ecco, io credo che al di là di tutti i discorsi poi toccherà alla politica affrontare la questione più grande, ecco, di questo dramma, ecco, che si sta perpetuando dell'immigrazione, però le piccole cose le possiamo fare e, come lei diceva, dando anche un'accoglienza dignitosa alle persone. Ecco, quindi io sento che questa è una cosa bella che stiamo facendo, altri arriveranno, se ciascuno fa un piccolo pezzetto di bene, ecco, penso che possiamo anche fare la nostra parte. Poi toccherà a chi è più in alto di noi affrontare questa realtà così epocale di questa immigrazione. Per quanto riguarda il tema del fine vita, ecco, la questione è che cosa veramente le persone chiedono. Ecco, chiedono di morire o chiedono di non soffrire, di essere accompagnate. Ecco, penso alla medicina palliativa, penso a tante possibilità che noi abbiamo per dare dignità anche alla vita nei suoi ultimi momenti, laddove è anche segnata da tanti drammi. Ecco, quali sono le vere domande? Ecco, mi chiedo se a qualcuno fosse garantito che la sofferenza è limitata il più possibile, che sono accompagnati, ecco, veramente chiederebbero la morte anticipata? Sono parole molto importanti che fanno riflettere, Eccellenza, però purtroppo anche la vita umana è diventata un grande business. Io lo dico sempre, tocco con mano, io quando vado nelle RSA e vado a vedere, vado a salutare queste persone e li guardo negli occhi, delle volte veramente mi pongo la domanda che dice lei: cosa vorresti se tu potessi parlare, esprimerti, cosa vorresti? Questi occhi che ti guardano così profondamente che non riesci a capire, questi cenni che si muove qualcosa, e questo familiare che dice: hai visto, ti ha sentito, ti ha visto, ti ha salutato. Ecco, la speranza, ecco, è la speranza che io questa mattina volevo che lei, ecco, proprio con forza la facesse sentire a questi diversamente giovani che la stanno ascoltando, che veramente stanno cercando di capire perché sono stati lasciati così soli. Io dico sempre, Eccellenza, che se siamo così belli, bravi, è merito del loro lavoro, del loro sacrificio, loro che hanno toccato la miseria con mano e che hanno pensioni da 500 euro, non riescono neanche a curarsi. Per fortuna ci sono gli empori solidali, chissà che fine avrebbero fatto. Sino, ecco, cosa vuole dire a questi diversamente giovani? E poi la saluto. Sì,
Allora, la speranza, come lei diceva, è una virtù importantissima. Ecco, un autore che si chiama Charles Péguy, cristiano, dice che la fede è colei che ha creduto nei secoli dei secoli, che la carità è quella che ha amato nei secoli dei secoli, e la piccola speranza la chiama come colei che si leva ogni mattina, no? Ecco, e pensa che la fede e la carità siano come due grandi sorelle, e la speranza è una piccolina, però dice è la speranza che strattona le altre due e le porta avanti. Io visito le case, l'RSA che ci sono anche nella mia diocesi, e vedo anche tanto amore nel personale. Ecco, poi vediamo anche che ci sono situazioni drammatiche, cose che succedono, che vanno sulle pagine dei giornali, però vedo anche tanto amore, tanta pazienza, tanta attenzione, tanta cura. Questo è il prezzo che paghiamo anche per una vita che si è allungata tantissimo. Una volta non c'era neanche il tempo di fare i conti con i drammi della vecchiaia e con tutti gli acciacchi legati, perché la vita era più breve. Abbiamo raggiunto delle mete belle, importanti, però c'è anche questo prezzo di accompagnare queste persone. Ecco. Credo che l'umanità sia una realtà che dobbiamo coltivare continuamente per tutti. Ecco, come lo facciamo con una cura incredibile verso i bambini, con la tenerezza che abbiamo verso di loro, che ci viene spontanea, lo stesso dovremmo cercare di fare verso gli anziani. Certo, questo chiede tantissime risorse, e questo è un problema su cui bisogna anche investire, perché questa è la realtà anche di oggi e del futuro. Eccellenza, l'ultima domanda, ma veramente l'ultima. Se adesso di fronte a lei ci fosse la Premier Giorgia Meloni assieme a Salvini, cosa chiederebbe Eccellenza dopo quello che si sente, ma quello che si vede, che si tocca con mano in questo paese dilaniato da tanti correnti, da tanti pensieri, da tanti anche perché? Prego, Eccellenza. Beh, direi anzitutto grazie per quello che fanno, e poi aggiungerei anche che dobbiamo superare ogni sguardo ideologico, ecco, ed essere realisti. Ecco, la politica è proprio l'arte del fare, ecco, del fare concreto, del risolvere i problemi, senza barricarsi dietro forme ideologiche che ci sono sempre state, che ci possono essere, ecco, senza generalizzazioni, come lei diceva prima. Nelle persone che stiamo accogliendo, per esempio, noi stiamo anche cercando già di dare loro la possibilità di lavorare. Qui ci sono tanti campi, c'è tanta agricoltura, e queste persone possono anche cominciare a fare qualcosa. Ecco, questo è il realismo. Ecco, la speranza si nutre di realismo, quindi io chiederei proprio di fare tutto il possibile per affrontare i problemi senza pregiudizi, ma proprio col realismo di chi sa che deve fare e operare e risolvere i problemi. La ringrazio, Eccellenza. Professor Bianchini, come vuole salutare Sua Eccellenza? Perché è stato un onore averla ospite con queste parole pacate, ma che veramente portano al dialogo, portano alla speranza, alla carità. Ecco, sono questi i valori. Prego. Che continui a fare, cioè, tutto quello che ha detto adesso è molto positivo, quindi dà speranza, come aveva detto lui. Io, prima ne parlavamo fuori onda, dicevo sempre che appunto questa aggregazione che c'è sempre stato, questa importanza di valori che poi trasmette quella che è la fede cattolica ai ragazzi, di continuare a fare questo attraverso, come abbiamo detto, le parrocchie, i gruppi parrocchiali, gli scout e tutto il resto, quindi continuare sicuramente in questo. Io penso che sia una delle cose più importanti e uno degli aiuti più grandi che si possono dare a questi ragazzi che non hanno ancora idea di cosa succede. Questi a me fa piacere vedere molto spesso anche in alcune parrocchie dove non è limitato solamente a quelli che sono ragazzi che hanno una fede cattolica. Vedo che comunque integrano e accettano tutti quanti, anche se non hanno lo stesso pensiero.
Quindi, grazie veramente a Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Dianin, Vescovo di Chioggia, grazie per questa veramente, è stata una passeggiata proprio tranquilla, ecco. Abbiamo passeggiato assieme a lei in un percorso che sembrava impervio, invece lei ha fatto capire che un sassolino, se ognuno mette un sassolino, forse su questo percorso, su questa passeggiata, forse ce la faremo. Grazie Eccellenza e veramente buona giornata. Grazie a lei, grazie. E buon pane al nostro amico. Grazie Eccellenza. Giornata. Pubblicità. Sei in cerca di un lavoro? Nei panifici della Marca ce n'è da vendere, soprattutto nella zona della Castellana. A confermarlo il presidente del gruppo panificatori di Confcommercio Treviso, Tiziano Bosco. In tutto il territorio provinciale ne mancano almeno 300. E nella Marca ci sarebbe bisogno almeno 300-400 lavoratori da qui a fine anno. E tenete conto che le scuole professionali, che sono 2 in provincia di Treviso, Lancenigo e Oderzo, ogni anno che sfordano i ragazzi che escono dalle scuole trovano subito lavoro. La situazione è drammatica comunque nelle zone di villeggiatura, quindi nelle spiagge in montagna, dove veramente le aziende fanno fatica a soddisfare le richieste di lavoro. Una richiesta talmente alta da convincere l'associazione a muoversi su più fronti. Da un lato stringere accordi con le scuole del territorio come l'Istituto Alberghiero Maffioli, dall'altro adeguare gli orari del lavoro ai lavoratori, le cui esigenze, spiega Bosco, sono completamente cambiate, così come quelle del consumatore. Il nostro lavoro adesso si sta spostando più durante la giornata. Gli orari di notte stiamo cercando di abbandonarli il più possibile, anche se, a dire la verità, qualcuno ci dice che lavorare di notte è comodo perché comunque poi hai il pomeriggio per dedicare ai propri hobby e ai propri interessi. Panificatori che hanno reagito al crollo del consumo di pane degli ultimi 20 anni. Era 1 chilo pro capite negli anni 60, oggi si attesta intorno ai 50 grammi a persona. Non vengono più ad acquistare il pane la mattina presto, ma preferiscono quando escono dal lavoro alla sera e magari prendere anche la pizzetta, un aperitivo per la cena, quindi sì, stiamo adeguando sia alle richieste dei nostri lavoratori ma anche della clientela. Indovinate chi è il numero 1 questa mattina? È Lino da Mantova. Ciao Lino. Grazie signora, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire, collegandomi al Monsignore che c'era prima, belle parole per gli scout, tenere unito l'amore, belle cose per i giovani e non giovani. Molto bello. Dopo volevo dire una cosa, ho sentito ieri che per le cose diciamo che succedono adesso, i temporali eccetera, cioè i venti atmosferici, aveva detto ancora 15 anni fa Berlusconi, adesso ha ripreso anche Salvini, hanno intenzione di fare un'assicurazione nazionale, chi lo vuol fare, dal governo per i venti atmosferici, i terremoti eccetera eccetera. L'aveva detto Silvio Berlusconi, pace all'anima sua, ancora 15 anni fa. Dopo non è più andato avanti. Però l'altro giorno ho sentito Salvini, che ogni tanto le telefono, ne mando un'email, vabbè, e ha detto, bravo, io voglio rimetterlo in piedi, questo. È una buona cosa, perché l'Italia è purtroppo un'isola di terremoti e maremoti e via discorrendo, quello vuol dire maltempo e venti atmosferici. Se ci fosse veramente un'assicurazione non obbligatoria, chi la vuol fare, prezzo basso, secondo il reddito, quel che è una buona cosa per farci risparmiare dei soldi. Comunque, signora Mirella, anche ieri ho seguito e non ho voluto disturbare. Molto interessante la sua trasmissione. Molto interessante, tocca delle cose nel volerci bene. Grazie Lino, grazie veramente per queste parole. Sai Lino, io penso che indipendentemente dall'assicurazione, da quello che si può fare e si può fare, perché grazie alla tecnologia, alla scienza, alla ricerca abbiamo fatto passi da gigante,
problema è che abbiamo bisogno di una politica del fare, non del dire. Abbiamo bisogno di una politica del fare, ma subito, perché questi problemi li abbiamo sentiti da anni, ce lo dicevano i ricercatori, gli scienziati, attenzione. E come si fa? Investendo. La prevenzione si fa investendo nel territorio sulle cose che servono. Un buon padre di famiglia, è come il governo dovrebbe essere come un buon padre di famiglia, i nostri veramente, i nostri ministri. Se una cosa non si può fare, si deve avere il coraggio di dire in questo momento non si può fare perché ci sono altre priorità, altre esigenze e invece purtroppo qualcuno pensa di fare, come dicevo ieri, ecco, queste piramidi col nome, però sono quei soldi nostri, quello è il problema, sono soldi suoi, sono soldi nostri che non servono a quello in questo momento, sono altre le priorità, sono altre le esigenze. Grazie lì, non sbaglio, professor Bianchini, cosa dice lei? Sono d'accordo anch'io, ci sono delle esigenze molto più importanti. Sono anni che noi abbiamo questi cambiamenti climatici, ma a parte i cambiamenti climatici, noi vediamo cosa succede in montagna, allagamenti. Una volta avevamo tutti, chi viveva in montagna teneva in ordine tutti i boschi e avevamo poi un assorbimento maggiore di tutte le acque. Adesso tutti scappano, non c'è più nessuno, sentiamo tante persone che parlano, ma poi alla fine, alla resa dei conti, non vediamo niente di realizzato, sentiamo solo parole, sentiamo solo vento che gira tra le nostre orecchie. Professore, ma i ragazzi ne parlano di questi problemi, l'ambiente, perché sono molto vicini all'ambiente, agli animali, meno della politica, perché gli esempi che abbiamo visto anche ieri cosa è successo in Parlamento, veramente viene da alzarsi dalla sedia e da rabbrividire. Ecco, cosa dicono i ragazzi, professore, lei che si confronta con loro? Sì, sono preoccupati. Loro sembra che non ascoltino, che non siano all'esterno di tutte queste cose, ma sono preoccupati. E molto spesso noi all'interno di quelle che sono le lezioni che facciamo, quindi noi stiamo anche in laboratorio 8 ore, chiacchieriamo anche di queste cose, chiacchieriamo un po' di tutto quello che succede nel mondo. E quello che appare è che sono preoccupati di tutte queste situazioni. Infatti, come dicevi prima, sarebbe importante dargli delle risposte concrete, perché loro vanno in cerca di questo. Loro sono molto pragmatici, cioè vogliono vedere effettivamente che cosa fai. Anche quando lavoriamo, quando siamo all'interno del laboratorio e creiamo tutto, andiamo a capire come funziona un prodotto piuttosto che un altro. Guardiamo anche le immagini, intanto che il professore parla, vediamo se Italo veramente riesce a mangiare, il nostro regista, le immagini, così vediamo. Prego, professor Bianchini. Loro vogliono vedere, vogliono capire e quindi molto spesso diciamo che i nostri ragazzi sono disinteressati, sono al di fuori di tutto, si isolano in questo telefono, in questo mondo, però non è vero, loro ascoltano tanto. La cosa che mi sorprende è che continuano sempre ad ascoltare. Tu gli dici qualcosa, sembra che non ti guardino, ma poi alla fine queste cose qua gli rimangono. Cercano aiuto, cercano qualcuno che gli risolva questi problemi, che gli dia un po' di fiducia. Ne parlavamo anche con altri miei colleghi, cioè alla fine loro sono bombardati da cattive notizie. Noi continuiamo a sentire che non c'è lavoro, che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, tutte queste cose, la cosa non è vera. Loro sì, queste cose qua, noi dobbiamo dargli fiducia, dobbiamo fargli vedere che c'è il lavoro, che c'è la possibilità di crescere. Parlavamo prima che non ci sono panettieri, è vero, non ci sono panettieri e noi non riusciamo neanche a formare tutti i panettieri che ci sono. Sarebbe interessante trovare anche tutte queste persone che non lavorano, cercare di inserirli in questo ciclo lavorativo, tutti questi ragazzi extracomunitari magari che arrivano. Ma allora quell'idea che non è venuta di sicuro alla Mirella, ma a
persone veramente qualificate e competenti, perché nelle caserme, nelle strutture dove si può fare formazione noi insegniamo questi lavori, visto che mancano questi lavori manuali, mancano elettricisti, mancano panificatori, mancano proprio quei lavoratori che fanno i giardinieri, manca tutto. Perché non facciamo formazione, insegniamo un lavoro che poi possono tornare anche a casa loro con un lavoro che sanno come lavorare? Perché non si fa secondo lei? E invece di vederli per queste strade, perché poi alla fine poi vediamo cosa succede, ecco, ma bisogna cercare anche di capire, di fare delle critiche costruttive, ecco, impiegarli nel lavoro. Non tutti non hanno voglia di lavorare, c'è anche chi avrebbe tanta voglia di lavorare, l'hanno detto anche a me, l'ho detto anche davanti alle telecamere, fammi muovere, fammi lavorare, dammi qualcosa. Non tutti, non è vero che nessuno ha voglia di lavorare e di non far niente, per carità, il buono e il cattivo dappertutto, ricordiamo che il sangue è rosso su tutti, non è che ci sia sangue diverso o un cervello diverso, un cuore o polmoni diversi. Prego professore, perché non si fa una scuola di formazione, visto l'esigenza che hanno gli agricoltori, gli industriali, gli artigiani? Ma io credo, anche parlando poi con il Presidente, con i panificatori con cui noi siamo molto in contatto, credo che loro abbiano proprio bisogno di queste persone che hanno voglia di fare questo lavoro. Pre-Covid noi avevamo fatto la scuola nostra, l'Epido Rocco, qua a Lancenigo, avevamo fatto dei corsi per degli extracomunitari, quindi che erano venuti qua anche con barconi, ci hanno raccontato di quelle storie molto emozionanti e sono venuti qua per cercare di capire, per cercare di lavorare, scusate. Avevano organizzato questi corsi e all'interno di questi corsi su 10 persone, diciamo, 4-5 persone avevano proprio voglia di imparare, avevano voglia poi di inserirsi in quello che è il tessuto lavorativo, avevano voglia di crearsi qualcosa, di avere delle soddisfazioni. Era partito con delle associazioni, quindi queste cose dovrebbero farle probabilmente le associazioni assieme a quello che è la politica. Quindi organizzare questi piccoli corsi per cercare di capire chi ha voglia di lavorare prima di tutto, dargli una prima infarinata, visto che siamo in discorso di panificazione, e poi cominciare a farli entrare in quelle che sono le aziende. Sono ragazzi che hanno cultura. Io ho fatto uno di questi ragazzi qua, era laureato. Lui aveva il sogno di andare in Germania, però si vedeva che capiva quello che faceva, lo faceva in maniera corretta. E anche poi questo discorso, come dicevi tu, il sangue di un colore unico, ci sono brave persone anche tra di loro, hanno voglia proprio di costruirsi una vita, magari scappando da quello che era situazioni in cui noi non conosciamo. Quindi sarebbe interessante che qua la politica assieme alle associazioni formassero queste persone, scremassero chi ha voglia di fare questo lavoro e poi li facessero entrare in quello che è il percorso lavorativo, insomma, questa strada. Professor Bianchi, com'è andata la scuola? Allora abbiamo sentito molte promozioni, tanti centini, ecco, da lei com'è andata? È andata bene, abbiamo dato anche da noi, abbiamo avuto delle belle soddisfazioni con i ragazzi. Le soddisfazioni vengono non solo poi dal voto che loro prendono, ma anche da come si inseriscono. Noi abbiamo già ragazzi che stanno lavorando con soddisfazione, perché quando parliamo poi con i datori di lavoro ci dicono che bravi ragazzi, hanno voglia di fare, poi non è vero. Poi, io continuo sempre a dire che stiamo poi massacrando questa generazione. Sì, ci sono le persone che non sono in gamba, però ci sono anche tante persone che hanno voglia di fare. Quindi la soddisfazione maggiore, oltre a quello che è il voto, che poi è qualcosa di non concreto, è poi vedere questi ragazzi che si inseriscono nel mondo del lavoro. L'anno scorso ho avuto una ragazza che ha aperto una pasticceria, quindi abbiamo tutte queste persone che crescono, persone che magari finito il nostro percorso di lavoro vanno all'interno, vanno all'università, quindi vediamo queste persone che hanno voglia di costruirsi un futuro. Noi dobbiamo dargli una mano, dobbiamo fargli ancora sognare come sognavamo forse noi alla nostra età, quindi quello è un po' la differenza, però diciamo è andata bene. Quest'anno abbiamo comunque i 2 corsi, noi abbiamo 2 corsi, 2 classi, 2 prime, li abbiamo riempiti anche quest'anno, malgrado ci sia tutto questo calo, perché sentivo tantissime altre scuole hanno cali di iscrizione, noi siamo proprio
completi, anzi ne abbiamo anche troppi. Ciò vuol dire che anche hanno voglia di una certa manualità, perché voi fate sia la teoria ma anche molta pratica. Sì. Cioè io sono andata tante volte, anzi ringrazio pubblicamente anche la preside per questo pane meraviglioso, per queste torte, per questi dolci che ci danno per il banco solidale. Voi non avete idea cosa vuol dire per queste persone avere questo pane fragrante, questi dolci meravigliosi fatti poi dai ragazzi, e poi qua ringrazio pubblicamente anche il professor Bianchin, ma tutta la Lepido Rock per questo aiuto. Prego professore. Sì, questi ragazzi hanno voglia poi alla fine di imparare quello che stanno facendo. All'interno di una giornata di lavoro loro vanno poi a rapportarsi anche con gli altri. La cosa bella è che si rapportano anche con altre culture, quindi noi abbiamo culture, abbiamo vari ragazzi, abbiamo degli extracomunitari, che poi non li chiamo neanche più extracomunitari perché tanti sono nati qua, ormai sono proprio italiani come noi, sono più abbronzati, dico io, perché poi alla fine noi ci scherziamo all'interno di questa cosa. La cosa bella è che comunque tra di loro tutto questo, se c'è un po', il razzismo è una parola grossa, anzi ho sbagliato a dirla, se c'è un po' guardare uno con l'altro, sono tutte cose che vengono dalla famiglia, perché loro tra di loro sono proprio puri, si vede che si accettano per quello che sono, si vedono il colore diverso, non vedono colore diverso, non vedono una religione diversa, proprio tra di loro queste cose qua non ci sono. Imparano a fare questo lavoro assieme, lo costruiscono, capiscono quello che fanno e poi sviluppano tutte queste cose qua quando vanno fuori dalla scuola. Allora, visto che abbiamo sentito Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Dianin, Vescovo di Chioggia, parlare proprio di valori, andiamo a sentire cosa ha detto il Patriarca nella festa del Redentore, andiamo a sentire nella Chiesa del Redentore. Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i
secoli dei secoli. Un ringraziamento particolare al padre provinciale per l'indirizzo di saluto che ci ha rivolto. Anche quest'anno viviamo la solennità del Redentore, rinnovando l'antico voto della città e invochiamo in modo particolare la pace. Purtroppo, come abbiamo saputo, la notte di festa di ieri si è conclusa con un tragico evento a causa di un incidente. Portiamo nella nostra preghiera il giovane che è deceduto, la sua famiglia, i suoi amici. La solennità del Redentore manifesta ancora una volta l'amore di Dio che si offre a noi nell'immagine del pastore, come abbiamo sentito nella prima lettura, come colui che va alla ricerca delle pecore disperse. Abbiamo qui la base di ogni vero cammino di accompagnamento. La nostra società ha soprattutto bisogno di questo. Persone capite, genitori, insegnanti, sacerdoti, catechisti. Noi adulti, ma in modo particolare gli adolescenti, possono facilmente perdere di vista i loro limiti, i nostri limiti, le proporzioni e la giusta prospettiva, giungendo a ingigantire il proprio io. Padre che ci hai nutriti con il pane della vita e dissetati al calice della salvezza, proteggi sempre il tuo popolo, perché libero da ogni pericolo viva nella concordia e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
Ok, vai Fabio, vai Fabio, vai. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Allora, penso di aver fatto felici quei diversamente giovani che veramente credono, hanno questa speranza, credono in questo pane quotidiano, non a caso questa comunione, oggi parliamo di pane, questo pane quotidiano che appunto viene fatto con la comunione, ma soprattutto ecco la speranza di un mondo migliore, che qualcosa cambi, ecco, e soprattutto la fede. Ecco, i ragazzi hanno fede, professor Bianchin, seguono ecco, questa Chiesa con un Papa Francesco che sta cercando di far capire l'importanza della Chiesa povera, non di una Chiesa ricca, puntando sui valori, sulla sofferenza, sull'umanità. Prego. Diciamo che è un po' scemata questa fede che c'era una volta. Vedo che anche la religione che fanno, che poi non è più la religione che si faceva una volta, ma una conoscenza di quelle che sono le religioni in generale, non è seguita tantissimo. Ci sono tanti ragazzi che chiedono l'esonero, pur essendo delle lezioni molto interessanti, appunto perché conoscono tutte quelle che sono le religioni. Vedo che sicuramente è molto meno seguita di quello che era una volta. Dovrebbe essere più una messa partecipata anche con loro, ecco, io dico sempre magari ecco, inserire molti più giovani. Una volta mi ricordo quando entravi c'erano questi suoni della chitarra bellissimi, questi cori fatti dagli scout, e il discorso che si faceva prima, se li coinvolgi, che li fai sentire protagonisti, forse magari frequentano anche di più, perché loro vogliono essere protagonisti, l'ha detto anche lei, io voglio creare ma voglio essere anche protagonista, fammi lavorare ma fammi vedere che ci sono, che esisto, quello che faccio. O sbaglio, professor Bianchin? No, verissimo. Loro vogliono partecipare a quello che sta succedendo adesso. Quindi sì, ci sono persone che vogliono essere inseriti in tutto quello che viene fatto. Allora, visto che questa ora è passata, ecco, penso di aver fatto cosa gradita, come ripeto, a rivivere questa meraviglia che abbiamo a Venezia, questa Chiesa del Redentore e non solo, questo patriarca che sta mandando veramente dei messaggi di pace molto importanti e soprattutto la speranza. Allora salutiamo il professore Emanuele Bianchin, insegnante di panificazione e pasticceria alla scuola Lepido Rocco di Lancenigo, che fanno parte anche del progetto Villa Margherita Inclusiva. Grazie professore. Professore, buona giornata, pubblicità. Allora, prima di presentare i miei graditi ospiti vorrei leggere, come quasi tutte le mattine, la Costituzione, perché hanno detto che è una cosa molto importante che sto facendo per rinfrescare la memoria, magari a quelli che se la sono dimenticata e a quelli che non la conoscono, capire che abbiamo forse la Costituzione più bella che ci sia. Siamo arrivati all'articolo 51. Allora, tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Questo è l'articolo 51. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, secondo mandato, Partito Democratico. Grazie sindaco di essere con noi. Grazie Abbiamo a voi, collegata da Rovigo anche Eddie Boschetti, presidente provinciale WWF Rovigo. Buongiorno presidente, grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie veramente, perché i temi sono tanti, ma veramente tanti. Questa mattina cercheremo di capire qualcosa, un qualcosina in più, come ripeto sempre, da persone competenti, perché fa parte del loro lavoro. Allora partiamo subito con Paolo Galeano. Allora sindaco, tanti soldi dicono che arriveranno ai comuni col PNRR, tanti sindaci dicono non è vero, comunque i soldi arriveranno, però le esigenze sono tante, sono i servizi ai cittadini che mancano in continuazione. Noi abbiamo pensato molto alle strutture e poco ai servizi, e questo non doveva accadere, perché siamo una popolazione che sta invecchiando, abbiamo bisogno di essere veramente portati a atterrare dolcemente, che dico io, ma non in questa maniera. C'è una violenza psicologica verso queste persone che hanno fatto grande il nostro paese, che sono i nostri diversamente giovani, lasciati completamente soli. Non diamo loro i servizi che meriterebbero. Prego sindaco. Buongiorno a tutti di nuovo, grazie per l'invito. Allora, più che ne arriveranno, diciamo che ne sono arrivati abbastanza, nel senso che le esigenze, come diceva lei Mirella, sono sempre tantissime, molte di più di quelle Parliamo che sono... Parliamo di soldi, non di persone, sono arrivati i soldi. Certo, sì, parlavo di risorse economiche, quelle del PNRR. Le esigenze sono sempre maggiori rispetto poi alle disponibilità che ci sono per dare quelle risposte. Nel caso di un comune come Preganziol gestiamo circa 1.800.000 euro di risorse del PNRR per alcuni interventi che sono stati finanziati a seguito dei vari bandi, piste ciclabili, sistemazione delle scuole, tutta una serie di interventi su queste linee. C'è un grande punto di domanda, che è proprio quello che diceva lei Mirella, ovvero il fatto di investire molto sulle strutture e avere la difficoltà poi a gestire quelle strutture e i servizi che servirebbero per dare una mano alle tante esigenze sociali che si stanno palesando dal Covid, che avevano visto la luce insomma anche prima, e che coinvolgono tantissime fasce della nostra popolazione. Gli anziani, come veniva detto, ma poi abbiamo visto quali sono anche le difficoltà che vengono attraversate in questa fase, dopo il Covid, soprattutto dal mondo giovanile, con riversamento sull'alcol, sulle droghe, quindi una percentuale davvero spaventosa di giovani che trovano una risposta alle loro difficoltà in queste sventure, mettendo un po' a repentaglio insomma il loro presente e speriamo non anche il loro futuro. Quindi c'è questa contraddizione, ovvero della disponibilità per fare investimenti. I bandi ci sono stati, non ce ne saranno probabilmente molti altri, soprattutto per i comuni, perché poi i tempi per la realizzazione e la rendicontazione sono al 2026, quindi fra la realizzazione delle gare e tutto cominciamo a essere a poco più di 2 anni di distanza, quindi quello che c'era sul piatto per i comuni probabilmente è stato già messo a disposizione a stragrande maggioranza dei casi, probabilmente residuerà qualcosa da quelle voci che non saranno spese totalmente, dove vi saranno dei risparmi, però questo è tutto è tutta una situazione da valutare man mano che si muoverà. Allora salutiamo anche Eddie Boschetti, presidente provinciale WWF Rovigo, questa Italia che brucia al sud la grandine come palle di tennis al nord, ma veramente un paese dilaniato. Eppure gli scienziati, i ricercatori sono anni che dicono dobbiamo fare prevenzione, investire. Cosa ci racconta Presidente questa politica, questi politicanti un po' sordi, un po' miopi? Ma purtroppo è una storia che si ripete. Come vedete ho qualche capello bianco e quando mi sono avvicinato per la prima volta alla mia associazione, io sono un figlio della Convenzione di Rio del 1992, uscivo dalla scuola in quegli anni lì e c'era tanta
tanto fermento in quegli anni, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90, si stava dando inizio a una serie di misure, di leggi che in qualche modo finalmente mettevano al centro l'ambiente e quelle che sono anche i capisaldi del nostro ambiente. Già si capiva che qualcosa si stava rompendo e si iniziò un percorso di ristrutturazione, rigenerazione ambientale anche in agricoltura, con l'impianto di boschi di pianura, sono stati dei primi e io volevo pensare all'epoca timidi tentativi, ma in realtà poi si sono rivelati essere definitivi, non sufficienti e oggi che ne parliamo tantissimo di questi temi, in concreto stiamo facendo meno di allora. È la comunicazione che sta sostituendo l'azione, è un modo diverso di intendere la comunicazione oggi. Di fatto, di concreto, stiamo vedendo veramente poco. Comunque è un problema che nasce da molto lontano, di cui c'è una consapevolezza da moltissimi anni. Per noi che ne parlavamo nelle scuole quando eravamo dei ragazzini a nostra volta, ci pare un po' strano che ci si stia accorgendo solo ora, forse perché adesso stiamo vedendo in maniera ancora più evidente gli effetti dei cambiamenti climatici, però dobbiamo anche ammettere che ci sono ancora tanti negazionisti, che c'è ancora una controinformazione, c'è tanta confusione. In Italia, se noi guardiamo, gli italiani hanno una percezione ancora abbastanza confusa di cosa sia, eppure di informazione ne vediamo tutti i giorni, forse anche troppa, forse anche un po' inquinata da una certa deviazione su quelli che sono dei temi che dovrebbero essere di dominio pubblico ormai, sia da parte della comunità scientifica che nelle agende politiche. Grazie Presidente, abbiamo Livio da Padova, poi continuiamo. Vai Livio. Ciao Mirella, ciao. Saluto anche gli ospiti. Dunque, riferendomi all'articolo della Costituzione che hai letto prima, mi è venuta in mente una cosa, ci vorrebbe un confronto continuo tra coloro che sono stati eletti e i cittadini, perché se non c'è un confronto continuo, incessante, è inutile, la politica non produrrà mai niente di buono. Se non c'è un confronto sulle cose che si devono fare e su quelle che non si sono fatte, sulle promesse che sono sempre rimaste inattuate, non serve a niente la Costituzione, perché questo è uno dei punti fondamentali. Ti saluto e grazie. Grazie invece a te Livio di quello che hai detto. In effetti la Costituzione è molto chiara, ecco, abbiamo anche delle leggi però poi non vengono applicate, ecco, cioè, non è che dobbiamo fare chissà quante leggi, dobbiamo applicarle quelle che ci sono, gli articoli che ci sono, quello che dice la Costituzione, però in politica da dire e fare c'è di mezzo il mare. Però pensando a quello che ha detto il nostro ospite, il Presidente Boschetti, il sindaco, mi viene da pensare, ma scusate, voi sindaci nelle amministrazioni avete, io non so se gliel'ho già detto a lei, ma gliel'ho detto a altri sindaci, le quote rosa. Ma perché non inserite anche le quote verdi, formate da queste persone, da queste associazioni, che hanno le idee ben chiare su quello che serve al territorio, specialmente un territorio fragilissimo come il nostro, perché basta vederlo, con incompetenza veramente incredibile, perché il Presidente diceva c'è tanta comunicazione, c'è tanta informazione. Sì, ma tanto vuol dire confusione, perché parlano tutti sanno. Io ho letto, io ho sentito su internet, i politici non ne parliamo, sanno tutto di tutto, poi andiamo a vedere veramente cosa hanno fatto fino a quel momento e magari dell'ambiente non sanno neanche cosa vuol dire. Perché non inserite, io le chiamo le quote verdi, all'interno della giunta, per avere anche voi delle idee chiare, dei percorsi alternativi? Perché sono persone preparate, sono persone che hanno fatto anche del mondo un po' del volontariato il loro modo di vivere per un bene comune, per migliorare la qualità della vita anche nell'ambiente. Sindaco, perché non si fa questo?
Allora la questione è abbastanza complessa. Diciamo che secondo me si parte a monte da una problematica che registriamo da decenni e che sta dando purtroppo i suoi frutti. È lo scarso investimento che abbiamo voluto avere nella pubblica amministrazione per tanti anni. Io penso che uno Stato che vuole essere all'avanguardia nelle risposte da dare alla sua comunità, nella tutela che deve predisporre proprio per un buon vivere della sua comunità, debba puntare sulle risorse pubbliche come le risorse migliori. Per tanti anni, e questo soprattutto a livello locale, si è proceduto a tagliare, mettere i tetti di spesa su situazioni economiche e sul personale, non pensando a quello che poi sarebbe derivato da questo processo. Siamo invece in una fase in cui le competenze e le conoscenze specifiche sono determinanti. È vero che a livello locale ci sono tanti documenti che vengono recepiti dalle amministrazioni locali in attuazione di provvedimenti europei, penso al PAESC che ogni comune ha, il piano per le azioni, per le emissioni, per l'energia sostenibile e l'adattamento e la mitigazione climatica. Ci sono tutta una serie di percorsi che vengono appunto attuati grazie a delle direttive e dei regolamenti europei e che hanno tracciato ormai da qualche anno la via di alcune azioni a livello comunale per cercare proprio di adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigare le emissioni. Però sono percorsi che forse sono un po' tardivi e, ripeto, scontano un po' quel fatto di aver disinvestito un po' nelle competenze della pubblica amministrazione. Noi abbiamo tante persone che si spendono davvero con volontà, con passione, con capacità, però poi fra l'essere sommersi a livello burocratico, fra un rapporto dipendenti-cittadini che è scarso e le possibilità limitate che ci sono proprio di investimento sul personale dei comuni, siamo sempre a rincorrere le esigenze piuttosto che ad anticiparle, e lo stato dei nostri territori, soprattutto a fronte delle problematiche climatiche che stiamo registrando, lo testimonia, dove cadono alberi e si fatica a fare i censimenti, dove abbiamo visto cosa è successo in Emilia anche a causa della manutenzione di tutta la maglia idraulica e quant'altro. Insomma, davvero un incrocio di situazioni che poi provoca questa difficoltà da parte dei territori nel essere pronti agli adattamenti climatici. Sentiamo Giusy, ciao nostra Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco Galeano. Buongiorno. Sindaco, mi chiederia una cosa, che se tanti anni che passo là davanti, per andare magari a Mogliano, per andare a Campocroce, per andare... vabbè. Quella rotatoria là davanti al cinema vecchio, non si potrebbe fare una rotatoria... senta sindaco, una più una manco, perché ogni volta che arriviamo bisogna aspettare tutti e tre i passaggi, tutti e tre, qui che viene da Mogliano, qui che viene da Preganzione vostro e qui che va a Campocroce, qui davanti al cinema vecchio. Una rotatoria... che se sa tutte le strade fatte basta mettere un circolo in mezzo e andiamo torno là, non occorre neanche a fare tanti affari, sindaco. Che non so neanche geometra. La ringrazio. Ecco, come avete sentito anche i cittadini pensano di sapere per migliorare il traffico. Ecco, come risponde alla nostra Giusy? Ho capito di quale intersezione parla la signora Giusy, che saluto, e lì negli anni scorsi, quando il privato si era attivato per proporre un intervento nell'area del cinema vecchio, che ha avuto anche altre ben più note funzioni, ex Mille Lire e quant'altro, come amministrazione chiedemmo che se quella fosse stata l'attività che arrivava ci fosse poi anche l'inserimento di una rotatoria. Poi il progetto che avevano presentato non era conforme alle norme del piano che avevamo previsto, quindi tutto l'intervento è stato bloccato da noi prima e dalla sovrintendenza di conseguenza. Quella della rotatoria è una delle soluzioni che si era comunque valutata, però dobbiamo far coincidere le tempistiche, insomma, per proporre la rotatoria stessa con l'intervento del privato, quindi è tutto fumoso, molto fumoso. Sì, fumoso, è tutto da vedere. Pubblico-privato molto fumoso, sindaco, molto fumoso. Allora, Presidente Boschetti, cosa ne pensa di queste quote verdi all'interno delle giunte? Perché poi quando noi sentiamo il WWF, c'è il WWF, c'è contento il cittadino, c'è la Lega Ambiente che dice che le acque sono pulite, che bravi,
Però poi si ferma là. Perché non siete ascoltati? Presidente Boschetti, eppure parlate chiaro, dite le cose come stanno, ma parlate con competenza, non per sentito dire. È quello. Ecco, cosa ne pensa delle quote verdi all'interno delle giunte comunali, provinciali, regionali e nazionali? Penso che tentativi in tal senso ne sono stati fatti anche in passato, cioè non è una novità quella di coinvolgere ai tavoli anche le associazioni di protezione dell'ambiente. Forse questi tavoli che erano stati istituiti, pensiamo alla commissione, adesso lasciamo stare le amministrazioni comunali perché abbiamo una realtà molto diffusa a livello di comuni ed è difficile essere presenti in tutte le realtà comunali, però a livello provinciale, a livello regionale sono state istituite delle commissioni dove c'erano degli organi di rappresentanza delle associazioni ambientaliste. È cambiato anche il mondo del terzo settore, del mondo ambientalista, perché chiaramente i movimenti spontanei che nascono da parte dei cittadini, anche dei giovani, e che vanno in qualche modo osservati con grande attenzione da parte del mondo delle istituzioni, non sono organizzati come associazioni riconosciute, cioè per sedere all'interno di una commissione, per sedere all'interno di un organo di rappresentanza è importante avere determinate caratteristiche anche dal punto di vista formale. Forse non si dà ultimamente sufficiente importanza al ruolo di enti intermedi, è un termine che non i corpi intermedi che si pongono esattamente fra i cittadini e gli amministratori, portando avanti dei principi, chi nell'ambito sanitario, chi nell'ambito sociale, chi nell'ambito ambientale. In realtà esistono questi strumenti, esisterebbero, però non vengono sufficientemente applicati, proprio perché forse si è perso un pochino il senso istituzionale anche in un certo senso di questi corpi intermedi che sono appunto i gruppi di cittadini organizzati in associazioni riconosciute. Sentiamo come commenta il sindaco Galleano. Questi corpi intermedi che una volta c'erano, esistevano, poi invece che migliorare siamo peggiorati, non sono presi in considerazione. Questo fa molto male perché vediamo cosa sta succedendo. Prego. Sì. Io penso che appunto ci siano delle competenze importanti anche in questi corpi intermedi di cui parlava il Presidente e che andrebbero maggiormente sfruttati, perché poi secondo me bisogna sempre partire dall'assunto che a prescindere dal ruolo politico che si ha, di Presidente, di Sindaco, non si può essere tuttologi e ci vuole ovviamente l'appoggio di persone competenti. Poi alla politica spetta sicuramente il ruolo di indirizzo e dire ok, ho conosciuto questa informazione, decido su che fronte andare, su che via percorrere. E secondo me quello a cui dobbiamo chiamare i politici è proprio questo, nel senso quello di non aver dato le risposte per tempo a delle problematiche che vengono invece portate alla luce da tanti anni ormai, da veramente si parlava di decenni, insomma Conferenza Rio è un appuntamento davvero risalente, quindi sono pienamente d'accordo sul fatto che ci sono professionalità e competenze da sentire e da ascoltare. Cambia sempre quando si va a una conferenza e si parla dopo aver sentito i dati, conosciuto davvero la realtà fattuale, quant'altro, piuttosto che il solito insomma sentito dire, andare a tastoni come si fa di solito ex ante. E quindi queste competenze ci sono. Io penso che gli elettori debbano chiamare i propri rappresentanti politici a rispondere, a prendersi le responsabilità su questi fronti. È quello che diceva Livio prima, no? questo dialogare tra amministratori anche a livello veramente importante e cittadino che l'ha eletto. Assolutamente. Sì, ma questi non si fa trovare, io posso assicurarmi, il sindaco, non si fanno, sono sempre molto impegnati, sono impegnatissimi. Sì, io vedo il livello locale, ovviamente noi siamo alla porta dei cittadini e spesso penso che, insomma, conosco tanti sindaci di tutti i colori e mi sembra che la disponibilità ci sia. Poi è vero, insomma, che più su si va e più difficile è. Penso che però davvero ci vorrebbe un coraggioso cambio di linea su molti fronti. Noi ancora qui oggi siamo a parlare di dover contenere il consumo di suolo per poli logistici che nascono come i funghi e tutte queste cose, supermercati che nascono ovunque quando si sa qual è la guerra che si fanno a monte.
offerte e la proposta produttiva e di consumo che fanno. Quindi su questo sì, certo ci sono gli strumenti provinciali e regionali e anche quelli comunali, quindi ogni comune, ogni presidente di provincia e di regione deve essere chiamato dai propri cittadini a fare delle scelte che siano all'altezza dei tempi. Questo purtroppo ancora oggi non avviene, ma perché c'è spesso molta miopia, insomma, un qualcosa dato in cambio e passa tutto. Sì, però noi abbiamo, Sindaco Galeano, voi siete, come ha detto benissimo lei, siete gli unici che si confrontano col cittadino, perché è l'unico punto di riferimento che hanno, e la provincia non si capisce bene ancora se c'è, se non c'è e cosa fa. In regione non ci arrivi, perché non ci arrivi, a livello nazionale non ne parliamo, fuori con 3 cartelli, poi torni a casa, se entra uno è già tanto. Allora capisce che questo cittadino è stanco perché i servizi li paga, li strapaga i servizi e non li ha. E questo fa sì che riescano anche, sorge, come ha detto, nascere il presidente Boschetti, anche dei movimenti. Ecco, una volta c'erano questi comitati di quartiere dove il sindaco si confrontava, adesso il cittadino è costretto veramente a bussare a questa porta sempre di più perché non ce ne sono altre. Però ci sono queste associazioni che stanno cercando di dire anche ai amministratori locali: guardate che se continuate così non si va da nessuna parte, anzi si peggiora. Io sentivo l'altro giorno questa grande protezione civile, sì, però che dopo va solo al tetto i vigili del fuoco. Cioè, cerchiamo di capire bene, Sì, grandissima, però che va sopra il tetto a riparare, a vedere cosa sta succedendo, sono i vigili del fuoco, e la protezione civile tiene la scala, perché vi ha detto quello che dice: sapete quanto ci tengo io a questo corpo meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere. Eppure, Presidente, è tutto confuso, tutto nella nebbia, continua a passare il cerino, la cementificazione, specialmente Veneto e Lombardia, ha raggiunto dei livelli incredibili, nessuno ha mai colpa, ma ci sarà pure la colpa di qualcuno. Alberi tagliati dappertutto, ecco, questa diversità che veramente faceva, era veramente un segno proprio di equità ambientale sparita completamente. Hanno tagliato tutto, monoculture dappertutto, abbiamo visto in Emilia Romagna cosa succede, ma si sapeva, come lei ha detto, eppure non si sente, non si ascolta. E sa perché, Presidente? Perché il business è molto alto, il business ha superato qualsiasi logica di serietà, di etica. Ecco, la vita umana non ha più valore, ma chi se ne frega della tua vita? Prego, Presidente. Sono parole sacrosante, cioè noi stiamo praticamente sacrificando la pianificazione, che dovrebbe essere, diciamo, il caposaldo del vivere comune, no? Siamo una comunità, che ci piaccia o meno, siamo una comunità, siamo animali sociali che hanno bisogno in qualche modo di gestirsi attraverso delle regole condivise. Purtroppo i privilegi di alcuni prevalgono sul bene comune. Cosa fanno le associazioni di protezione ambientale quando sono serie? Quando, ovviamente, perché anche noi siamo soggetti agli stessi problemi dell'umanità, non ci possiamo chiamare fuori neanche noi. Quando siamo seri cerchiamo di anteporre l'interesse personale quello che dovrebbe essere l'interesse collettivo, che è nel ruolo che noi abbiamo, che è nello statuto che noi abbiamo. Se ciascuno di noi, istituzioni, associazioni del terzo settore, fanno riferimento a quello che è il loro obbligo istituzionale, statutario, sarebbe tutto molto più semplice, perché le regole, come ha detto lei giustamente, abbiamo una Costituzione che è fra le più articolate, lungimiranti, abbiamo delle norme anche a livello regionale che sono, diciamo, se applicate correttamente ci danno delle linee guida. Peccato che purtroppo spinti da quelli che possono essere degli interessi localistici, quel progetto che non sarebbe previsto si fa alla variante e la cosa si risolve così. Quando viene meno in questo modo l'interesse collettivo. Ci deve essere maggior fermezza, non dico rigidità, che è una brutta approvazione, maggiore fermezza nell'affermare dei principi che sono principi di convivenza civile, che spesso però devono cedere il passo a questi interessi particolari che guardano anche alle casse dei comuni, non nascondiamocelo, perché tante volte ci è capitato nella nostra storia ormai trentennale
di dover anche ascoltare le ragioni di alcuni amministratori che davanti alla possibilità di un nuovo capannone, di una nuova struttura, possono risolvere anche alcuni problemi di natura occupazionale o almeno così annunciata, o di casse, di entrate che possono arrivare nelle casse. Non dobbiamo nascondersi neanche queste cose, insomma. Allora andiamo a vedere anche questo video che ci ha mandato il presidente Boschetti, molto bello, Valle della Buona. Andiamo a vedere. Guardi a volte, Vardo. Allora, Presidente Boschetti, intanto la ringrazio per questa meraviglia che abbiamo visto, che neppure il sindaco Galeano conosceva, ha detto cos'è sta roba qua, e adesso ce lo spiegherà, queste casse di espansione. Prego, Presidente Boschetti. Una bella storia che fa esempio che, diciamo, possiamo dire fatti e non chiacchiere, perché ne abbiamo sentito parlare tanto con l'alluvione dell'Emilia Romagna recente, questo tristissimo evento che ci ha riaperto alla discussione se delle casse di espansione, dei bacini di laminazione dei nostri fiumi, dei nostri canali, se sono osteggiate o meno dalle associazioni ambientaliste. In tempi non sospetti, nel lontano 2003 il WWF denunciava un abuso, diciamo una bonifica non autorizzata di una zona paludosa che era precedentemente presente in quel sito, e grazie poi a questa azione legale piano piano si è arrivati a riacquisire l'area attraverso il consorzio di bonifica locale Delta Po Adige, che ha consentito appunto l'acquisto dei terreni e la realizzazione di un nuovo scavo che doveva servire proprio da bacino di laminazione del canale Valdentro, il canale che vedete che passa tra quelle due grandi vasche d'acqua, non si vede il corso d'acqua anche in questo momento. Questo canale, quando va in piena, scarica le proprie acque lateralmente, quando è in magra può ricevere nuovamente le acque da questi serbatoi, grandi serbatoi. È una superficie di circa 10 ettari. Quando era stata realizzata questa opera nel 2007, il paesaggio sembrava un paesaggio ovviamente lunare, cioè non aveva niente a che vedere con l'antica area paludosa che era stata bonificata in precedenza. Però con i volontari e con una convenzione che abbiamo fatto con il consorzio di bonifica, con un piccolo finanziamento del centro servizi per il volontariato, abbiamo acquistato gli alberi
e abbiamo riforestato l'area. Quindi abbiamo smentito, diciamo, con un atto concreto tanti luoghi comuni che vengono detti, cioè che i bacini di laminazione sono un danno all'ambiente e anche che non si possa conciliare le opere idrauliche con il restauro ambientale. Di fatto è un'isola di verde e di acqua in un deserto di terra coltivata e che è diventato, oltre che indispensabile per gli usi irrigui, è diventato indispensabile anche per la conservazione della nostra biodiversità. Sono tutti atti concreti che purtroppo rappresentano dei numeri zero, che se ci fosse una maggiore, diciamo, volontà politica, oltre che anche nello spendere i fondi del PNRR stesso, ci porterebbe a risolvere e a imitare questi esempi che comunque nel passato sono stati realizzati. Basta copiare, dice lei, Presidente, perché possiamo anche copiare delle cose buone che sono state fatte in passato, non è che dobbiamo inventarci la luna. Sindaco, come commenta? Si può fare ma non si fa qualcos'altro e andiamo avanti così e ci allaghiamo, ecco, ci bruciamo, facciamo di tutto e di più perché è sempre la mano dell'uomo, ricordate, che porta a questo. Prego, gli incendi sono dolosi, non partono da soli, casomai. Beh sì, i dati di questi giorni lo dimostravano in maniera importante, prego, quasi l'80%. Allora, sui tanti aspetti positivi, insomma, dell'esperienza che veniva raccontata c'era l'ultimo dato, quello del PNRR, no, che veniva sottolineato. Io penso che sullo stanziamento e poi sulla spesa dei fondi del PNRR una qualche occasione importante sia stata persa, perché spesso tanti di quelli finanziamenti sono finiti in alcuni rivoli dove gli investimenti di fatto non cambiano le sorti di quel territorio in maniera positiva, così come invece il PNRR, che è un documento pensato per rimuovere determinati ostacoli storici, no? Che ripermettano al nostro Paese di superare determinati problemi in maniera definitiva per poi ripartire senza quelle zavorre. Di fatto invece quei problemi non sono stati affrontati. Penso alla problematica della dispersione dell'acqua nelle condotte, insomma a tante problematiche grosse storiche che non vengono affrontate neanche questa volta, e magari abbiamo invece tanti piccoli rivoli, come dicevo prima, alcune pensiamo solo, penso anche ad alcuni casi nostri, no? Bandi per la riqualificazione urbana, rigenerazione urbana. Ci sono dei soldi del PNRR che sono andati su alcuni tratti di piste ciclabili. Bene, perfetto, ok. Però stiamo davvero risolvendo i problemi di un paese, gli stiamo togliendo quelle zavorre storiche che non gli permettono di decollare? Ecco, forse invece aver concentrato le risorse su alcuni interventi davvero strategici per il nostro Paese avrebbe aiutato a far superare una volta per tutte alcune problematiche. Ripeto, quello dell'acqua, quella della prevenzione idrogeologica, sono davvero alcuni temi su cui si sarebbe potuto fare molto di più di quello che si sta facendo. Per carità, adesso facciamo i conti con la realtà, col presente, e quindi insomma poco sta a piangere sul latte versato, e penso che occasioni e esperienze come queste non possono che essere prese come buone pratiche per essere riproposte anche in altri contesti. Allora andiamo a vedere anche un altro bellissimo video, visto che a noi piacciono tanto le farfalle, andiamo a vedere l'orto delle farfalle.
Allora, grazie sempre Presidente Boschetti, ma soprattutto il messaggio che state cercando di dare anche con i ragazzi, questi esempi positivi, perché i ragazzi sono vicini agli ambienti, perché i ragazzi sono vicini agli animali nel mondo del volontariato, perché sono quelli che si fidano. Il resto non gli intriga, non si fidano, hanno ragione, lo dico io, anche se faccio parte del mondo del volontariato, hanno ragione proprio a fiondarsi nell'ambiente e negli animali, perché là ci si fida, il resto è noia. Prego Presidente Boschetti. Non so se avete notato, il filmato è di un paio di anni fa e avevamo le mascherine, eravamo nel periodo del lockdown quasi totale e le aree verdi rappresentavano l'attività orticola, se vi ricordate, rappresentava l'unico bacino di sfogo per noi che eravamo costretti nelle nostre case. Cioè l'attività all'aria aperta si è rivelata, peccato che il tempo passi e e tutto vada un po' nel dimenticatoio, come se le cose non fossero mai accadute. Però se noi ci pensiamo bene, la natura in quel momento lì ci diede una valvola di sfogo veramente potentissima. E infatti il parco fu frequentato quasi forse più di ora. Di fatto riuscire a garantire attraverso la rigenerazione urbana, questo è un altro esempio di orto che è nato dal basso, è nato come orto di protesta, sapete, era un orto che era stato realizzato oltre 10 anni fa, nel 2011, per osteggiare l'ennesima rotatoria passante. Era una strada che doveva essere costruita ex novo, che avrebbe tagliato in due un polmone verde che si trova alle porte nord della città, che è un ex tirassegno militare, tra l'altro di grandissimo valore storico, che sarebbe stato definitivamente compromesso. La realizzazione dell'orto quindi nasce come un movimento dal basso, voluto da alcuni cittadini, per dimostrare che il verde può essere declinato anche in modo diverso a seconda di dove noi ci troviamo. Prima abbiamo visto un ambiente naturale che aveva funzioni, diciamo, di cassa di espansione di un fiume, che ha delle valenze naturali e delle destinazioni d'uso diverse. Questo invece è un parco che si trova alle porte della città e quindi avrà delle funzionalità completamente diverse, che avrà più una funzione sociale, perché anche la biodiversità umana è importante. Cioè, l'umanità è parte stessa della biodiversità, di questo noi non dobbiamo mai dubitare. Tant'è vero che c'è una campagna ormai pluridecennale del WWF che è Natura in città, Urban Nature, che porta appunto a rivolgersi all'ambiente urbano come un ambiente naturale di pari dignità ai santuari naturali che possiamo trovare nei parchi, nelle riserve naturali del nostro paese o del mondo in genere. Quindi dobbiamo dare peso anche a quel verde che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni quando usciamo dalla porta di casa e che può essere utilizzato in maniera intelligente e utile a tutti, alla biodiversità naturale, ma anche alla biodiversità umana, che è fatta di relazioni. La biodiversità è un qualcosa che ha a che vedere con le relazioni. Se queste relazioni non le coltiviamo come coltiviamo un orto, si secca un po' tutto, no? Eppure è molto chiaro, perché noi parliamo di boschi urbani, ascoltate bene la parola che diceva, urbani, e noi abbiamo l'urbanistica, che è molto chiaro quello che dice l'urbanistica, perché l'urbanistica ti dà il là di quello che puoi fare nel tuo territorio. Ti dice là puoi costruire, là non puoi costruire, stai attento. Non a caso quasi sempre i sindaci si tengono l'urbanistica. Perché? Perché ci sono i piani regolatori. La diciamo tutta, vedo che condivide il Presidente Boschetti di quello che sta dicendo la Mirella. Perché c'è un grande business nell'urbanistica, appunto, con i piani regolatori. Ma se io ascolto l'urbanistica, quello che vediamo naturalmente nel nostro territorio, vediamo che è stato costruito di tutto e di più, su aree che non si potevano costruire. Non a caso gli allagamenti che vediamo, ecco, quartieri nuovi di zecca che vanno sott'acqua completamente, perché non era il posto da costruire. Ma perché, sindaco? Lei è un sindaco, perché non si riesce a capire che
questo territorio, ecco, questi cittadini hanno bisogno di competenze. Se là non posso costruire e lascio che il cittadino costruisca la casa perché gli faccio vedere un quartiere meraviglioso e dopo 2 anni questo quartiere va a fondo perché non scarica l'acqua, perché di tutto e di più. Oppure adesso dobbiamo fare la casa sostenibile, sì, con che cosa? Adesso cosa facciamo? Dopo quello che è successo, i danni che ha provocato anche a queste sostenibilità, ecco, cosa diciamo a questi cittadini che sono sempre con le spalle al muro, che poi loro ci credono, investono, hanno fiducia, Sindaco, e ancora una volta mazziati e bastonati per non dire altro. Prego, Sindaco. Allora, io concordo perfettamente sul fatto che l'urbanistica sia probabilmente uno dei momenti, come si diceva prima, la pianificazione, no? Come caposaldo per il perseguimento del bene comune e del bene collettivo, sia davvero uno dei referati, delle deleghe più importanti sui nostri territori. Spesso si dice che si subiscono, no? Non si può fare nulla perché queste cose c'erano già, alcuni eventi erano già stati pianificati, si rimanda alle competenze di enti superiori. Io penso che i territori locali, i sindaci e le amministrazioni abbiano un potere maggiore rispetto a quello che hanno sempre raccontato di avere sulla tutela e sul perseguimento del bene comune nelle proprie comunità tramite l'urbanistica. E questo, ripeto, lo vedevo con gli esempi di cui parlavamo prima e lo ricollego a un altro concetto di cui parlava il professore prima riguardo all'orto delle farfalle. Durante il periodo in cui abbiamo avuto la mascherina, noi siamo stati costretti a recuperare il concetto della prossimità, cioè del trovare le risposte alle nostre esigenze, cibo, servizi e quant'altro, in maniera prossima, cioè vicina alla nostra abitazione, al nostro comune. Non potevamo muoverci oltre i 200 metri, non potevamo andare fuori dal comune. Quel momento storico avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. Quante volte invece noi vediamo, i dati dei giornali lo confermavano in questi giorni, gli esercizi di vicinato che chiudono a scapito delle grandi catene che si muovono sui territori. Che si espandono sempre di più. Che si espandono facendo Fermo, Sindaco, se non mi cade la linea. Abbiamo Maurizio da Casier. Ciao Maurizio. Ciao carissima, vorrei dire questo. Allora, Maurizio Brombini, presidente della comunità Alpino Veneta, ma a parte questo è importante. Prego Maurizio. Sì, come ho detto, sono contento di questa trasmissione perché finalmente possiamo dire quello che pensiamo. Io penso che comunque con tutti i soldi che paghiamo di tasse e compagnia, almeno un po' di competenti che possono dare vita al nostro territorio, ma non solo. Finirla con queste barzellette che stanno raccontando, un sacco di cose che stanno uccidendo un sacco di attività. Io stesso, calzolaio da una vita, ho visto i miei colleghi chiudere i battenti e non dare più un servizio che è comunque utilissimo alla comunità. Noi siamo stanchi. È ora di avere veramente qualcuno che cominci a fare quello che serve per la nostra popolazione. Noi veneti siamo sempre stati battaglieri. Ci siamo un po' addormentati, sveglia Veneti. Ciao, grazie. Grazie Maurizio. Qualcuno ha detto che siamo narcotizzati. Sindaco, siamo narcotizzati. Questo Veneto mi novò combatta, non mi sporco e man, per carità, ho paura. Scusa, signor Paron, ancora adesso, signor Paron, scusa. Questo si fa con certi politici, no? Pagati da noi. Scusa, senatore che vuol dire servo, oltretutto, ecco, lo diciamo anche chiaramente. Ecco, bisogna anche capire che forse dobbiamo anche noi alzare la testa perché ce lo meritiamo dopo tutto quello che abbiamo cercato di dare e che continuiamo a fare, specialmente col mondo del volontariato fatto da persone semplici e umili. Come commenta, Presidente, poi sentiamo anche il Sindaco, questa telefonata di Maurizio? Abbiamo bisogno di competenza, siamo stanchi anche di dirlo ormai? Penso sia che ciascuno di noi, nessuno si deve sentire innanzitutto la verità in tasca, ci vuole appunto quello che si dice, un po' di umiltà da parte di ascoltarsi. Ciascuno di noi ha un'esperienza, la sua esperienza la può portare sul tavolo del pubblico, del bene pubblico e deve essere anche lui, deve in qualche modo rispondere di quello che dice, deve essere anche in qualche modo, gli si dà un voto anche a quello che fa. Ciascuno di noi deve essere soggetto al controllo, nessuno si deve sentire. Però è importante occupare degli spazi
in base alle proprie competenze, che possono in qualche modo servire al bene collettivo. Per esempio il problema ambientale è strettamente legato alla possibilità del cittadino di poter compiere un breve percorso per ottenere dei servizi essenziali. E questa è una cosa fondamentale. Sono dal punto di vista urbanistico è importante che innanzitutto la città possa essere raggiunta con qualsiasi mezzo, ivi comprese le biciclette, perché non possiamo parlare di decongestionare il traffico se non consentiamo un agevole trasporto delle persone attraverso questo mezzo assolutamente ecologico, che ci consente di andare in centro e di poter effettuare degli acquisti o di poter riparare un prodotto, perché ormai c'è anche questo problema che non c'è una cultura del recupero, del riciclo, della riparazione. Un paio di scarpe le butto via, me ne compro un altro paio, anche se sono riparabili da persone che sono competenti. Quindi è importante che la competenza non venga meno in nessun settore, sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista di quello che sono le arti, i mestieri che il nostro paese, la nostra regione, le nostre comunità hanno saputo coltivare nel corso di decenni, di secoli, che possono evolversi con le tecnologie ma che devono rimanere. Sentiamo come commenta anche il sindaco Galeano, anche la telefonata di Maurizio. Sì, io penso che allora i momenti su cui puntare il focus sono due. Uno, gli amministratori, chi governa, e poi i cittadini. Alla telefonata di Maurizio, che aveva ragione sul fatto, come veniva confermato dal presidente Boschetti, no, che ognuno deve essere soggetto al controllo, bisogna sempre sottolineare come chi amministra e chi governa è votato da qualcuno, o non votato, nel senso che c'è sempre l'astensione è sempre più forte, quindi il voto o non voto determina chi ci governa. Due, anche nella composizione delle liste a livello comunale si fa sempre una fatica a trovare amministratori o disponibili a candidarsi come consiglieri, perché sappiamo qual è la fatica che si fa poi a prendersi tante responsabilità con una contropartita economica che insomma è in molti casi irrisoria. Quindi questi sono comunque concetti che mi piacerebbe sempre sottolineare. Dall'altra parte condivido quello che veniva detto, nel senso che ognuno comunque non deve sentirsi chiamato fuori e pensare che siano gli altri a dover risolvere le cose per. È chiaro che ognuno di noi ha ruoli e incide in maniera diversamente determinante sulle nostre comunità, però noi non possiamo pensare che le cose vengano cambiate solo da coloro a cui deleghiamo le scelte. Basta vederlo anche con quello che è successo con la raccolta differenziata nei nostri territori ormai da decenni. È un qualcosa, è un'eccellenza a livello europeo. Abbiamo raggiunto dei dati, il nostro comune Preganziolo è il secondo a livello italiano dopo Vedellago, con il 90% di raccolta differenziata nel proprio territorio e pochissimi chilogrammi di secco pro capite per i comuni sopra i 15.000 abitanti, e questa ormai è diventata una prassi, un qualcosa di insito nella cultura delle persone nei nostri territori, che quando vanno magari in posti o luoghi anche per questioni turistiche dove questa consuetudine è praticata in maniera un po' meno puntuale e precisa, si sentono un po' in difetto e si sentono di non fare fino in fondo i loro doveri di cittadini. Ecco, è solo per dire di come i cittadini, anche con la loro goccia quotidiana del bene che possono compiere in ogni azione che fanno, sono un contributo fondamentale che non dobbiamo poi mai dimenticare. Allora qua la contesto, non contesto lei, ma contesto il sistema elettorale anche comunale, perché il sindaco fa la squadra, il sindaco Galeano, e penso che quando fa la squadra sappia benissimo che poi dovrà dare degli assessorati, perciò ha bisogno di persone competenti, giusto? Certo. Allora io cittadino guardo la squadra del sindaco e dico: questa persona la conosco, mi piace, so che ha fatto del bene, è una persona seria e la voto, e questa persona prende tante preferenze. Poi ci sono le elezioni, viene fatta la giunta e mi trovo che questa persona che ha preso tantissimi voti è messa da parte, è consigliere comunale, e il sindaco può prendere un assessore esterno, caduto magari dall'alto perché qualche segreteria decide che bisogna mettere quello al posto giusto, e allora io cittadino dico: ma scusate, ma a sto punto eleggiamo solo il sindaco dopo che faccia quello che vuole,
perché se io impegno il mio tempo ad andare a votare, cerco di dare il voto alla persona che mi è più vicina e che so che farà del bene al territorio anche per competenza, e dopo mi trovo persone che non c'entrano niente con quello che io avevo cercato veramente di capire e di dare un contributo come cittadinanza attiva, perché attenzione, quando il cittadino va a votare è una cittadinanza attiva che ha le idee chiare, specialmente a livello locale. E no, non può funzionare il sindaco Galeano. A me non me ne frega niente dell'assessorato esterno. Io voglio la persona che ho votato competente, che ha preso le preferenze e che ricopre un ruolo importante in base alle preferenze che ha. Mi scusi, perché non succede questo? Ma perché no? E allora continuiamo a dire, il cittadino ha votato. Ma cosa ho votato? Ma chi ho votato? Io quello non l'ho votato, mi è stato calato dall'alto. E le segreterie, non a caso, non vogliono modificare la legge elettorale perché perderebbero il potere che hanno. Prego, sindaco Galeano, poi sentiamo anche il presidente Boschetti. Sì, allora, sappiamo che queste regole, poi i problemi non sono spesso gli strumenti, sono l'utilizzo che ne fanno le persone, no? E questi strumenti sono anche stati pensati a volte perché non sempre il voto, nel caso estremo della mafia, le cose sono dimostrate, è indice insomma di competenza, spesso capita che ci sia il voto di scambio, quindi anche la possibilità di dare a persone non votate ma con chiare competenze dei referati delle deleghe è comunque uno strumento che, ripeto, non è il problema in sé, ma il problema che spesso poi magari se ne viene fatto. Ricordiamo poi che il voto che viene dato è ai consiglieri comunali, che hanno sempre il ruolo di indirizzo. Gli assessorati che compongono la giunta hanno un ruolo importantissimo, guida, ma sappiamo che se poi non c'è il voto, infatti nei comuni sopra i 15.000 abitanti come Preganziola e tanti altri, gli assessori non votano in consiglio, quindi se ai consiglieri non va bene quello che viene fatto dalla giunta, casca il sindaco e cascano anche gli assessori. Sì, ma è un passare il cerino, mi dispiace sindaco, è un passare il cerino. Abbiamo Alida da Padova. Ciao Alida. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Io volevo salutarla, sapere come stava e non ho dimenticato quello che lei ha fatto per me il giorno esattamente 28 febbraio con la caldaia. Non l'ho dimenticato il bene, sa? Volevo salutarla e sapere come stava. Grazie Alida, ti ringrazio, ho fatto solo quello che è il mio ruolo, è quello di aiutare le persone in difficoltà, specialmente i diversamente giovani, i bambini, i ragazzi, grazie a questa grande famiglia che mi permette di fare questo. Sono contenta di sentirti bene, sto bene, ti ringrazio, tanti vorrebbero che stessi male, sto benissimo invece e cerco di andare avanti per la mia strada. Grazie Alida. Allora Presidente Boschetti, come ci saluta? Come la posso salutare? Cioè, io saluto tutti con l'augurio che ci si chiarisca un pochino le idee dopo i discorsi che abbiamo fatto, almeno per chi era in ascolto, visto che ormai non ho tantissime pretese, ne ho viste di tutti i colori nella mia vita, per cui ormai i miei obiettivi si sono ridotti al vicinale, visto che ne abbiamo parlato finora, per cui spero di aver contribuito per quanto possibile a tracciare delle soluzioni, anche se comunque la verità, come ripeto, in tasca non ce l'ha nessuno, ma che possono fornire, almeno accendere delle lampadine in testa a qualcuno, ecco, quello sì, spero di sì. Allora intanto la ringrazio Presidente, ma la inviterò ancora se lei avrà piacere di ritornare e la lascio, e poi però lo commento col sindaco Galeano, questa oasi del WWF. Andiamo in Golena.
Sindaco Galeano, abbiamo lasciato il presidente del WWF con queste meravigliose immagini che fanno vedere la bellezza del territorio, ma questo territorio va salvaguardato, va curato, va sostenuto, va protetto. I bambini non ce la fanno, non hanno potere, i diversamente giovani neppure. Il cittadino è con le spalle al muro, siete voi che avete la palla in mano. Non a caso avete formato anche questa squadra di sindaci che vogliono dare anche delle risposte positive al territorio. Ecco, vedendo queste immagini, come saluta i nostri telespettatori e telespettatrici? Intanto che è stato un piacere conoscere il professor Boschetti, una persona squisita e con delle bellissime competenze. E poi penso che questa mattina abbiamo usato alcuni termini e due mi sono rimasti impressi e penso che vadano sottolineati: interesse privato versus interesse collettivo. Penso che ognuno di noi debba fare ogni giorno la sua scelta di campo, perché è quanto più importante si possa pensare. Quindi davvero questo, insomma, è l'in bocca al lupo, di avere ogni giorno il coraggio di scegliere da che parte del campo stare e di perseguire tutti insieme il bene comune. Grazie, allora io vi lascio invece con queste immagini, perché il presidente Boschetti se lo merita tutto. Ancora questo video veramente che fa capire un anno di WWF, andiamo a vedere e poi salutiamo i miei ospiti.
Allora, Sindaco Galeano, lo dico a lei, ma lo dica anche ai suoi amici sindaco, ai suoi colleghi, quando li incontrerà, questi sindaci, che è venuto a Sveglia Veneti, ha sentito il Presidente Boschetti e Mirella l'ha lasciato con queste parole. Sindaco Galeano, guardi queste immagini. La natura dice una cosa: proteggimi, che io da sola mi rigenererò, però proteggimi. Grazie, grazie al Sindaco Galeano, grazie al Presidente Boschetti, grazie, grazie, pubblicità. Grazie a voi, buona giornata. Allora vi presento subito un graditissimo ospite che è Leo Bassi, manager sportivo. Allora, conosciamo chi è Leo Bassi. Prego, si presenti. Ma allora, ho cominciato a Treviso, proprio è stata il mio primo la grande organizzazione. Quest'anno, nel gennaio del prossimo anno, celebriamo i 40 anni dell'evento non diciamo più rilevante, perché Treviso ha avuto tantissimi eventi poi importantissimi, ma quando venne costruito il Palaverde di Treviso, i Benetton avevano già impostato, diciamo, i loro investimenti nel basket e nel volley, ma volevano un grande evento internazionale. Allora io, che avevo appena iniziato, ero appena laureato, mi chiamarono, mi dice: tu vieni dal tennis, no? Perché non facciamo qualcosa così nel tennis per inaugurare alla grande il Palaverde? Organizzammo Panata Borg, che è stato un evento incredibile e che con 6.114 spettatori detiene tuttora il record di pubblico dell'impianto di Villorba e non sarà mai battuto, perché al tempo, quella volta lì, non c'erano ancora le regole che vennero introdotte dopo, per cui quella volta ci si poteva sedere anche sui gradini, c'erano 400 persone dietro le ringhiere che oggi non possono essere più ovviamente ospitate, e 6 mesi dopo appunto vennero introdotte le nuove regole che portarono la capienza ufficiale del Palaverde a 5.500 circa. Poi i 5.500 li hanno fatti tantissime volte, però quel record lì è un record importantissimo e ha dato il là anche a un'epoca. E mi ha fatto molto piacere che il prossimo anno celebriamo i 40 anni. Poi io naturalmente ho sviluppato la mia carriera anche aziendale in diverse aziende, alla Sergio Tacchini per molti anni e anche alla Benetton, quando la Benetton comprò 5 marchi sportivi. Alcuni importantissimi, dico la Nordica, dico la Prince, racchette, la Killer Loop, la Rollerblade, i pattini, comprarono e cercarono di sviluppare per alcuni anni questo mercato, che non era il loro mercato, ma avevano capito che lo sport era un grande messaggio, era un grande traino. Un grande business anche. Quello che io volevo chiedere, lei è partito alla grande subito, ma perché? Perché aveva le idee chiare, cioè sapeva qual era l'obiettivo da centrare, che è dare visibilità allo sport. E come si fa a dare visibilità allo sport? Con nomi importanti, nomi che veramente possono, ecco, a dare quello sfogo a quella realtà anche giovanile che magari sognano di vedere, ma perché lontana, perché non si può. Lei l'ha portata in casa. No, io ti porto questa realtà, tu vieni e divertiti, perché lo sport deve essere questo, deve essere divertimento. Ecco, vediamo invece che le cose stanno un po' cambiando, Bassi, e questo non fa bene il messaggio che sta mandando non tutto lo sport, un certo sport ai ragazzi. Non va assolutamente. Fiumi di denaro in certi settori, in altri veramente zero. Però ricordiamo che i campioni nascono sempre dalle piccole società, non è che nascono nelle grandi, da un poco alla volta si cresce. Quello che ha fatto lei. Prego, Bassi. Ma allora, in Italia ci sono 114.000 società sportive che tengono in piedi praticamente il sistema sportivo italiano. 22.000 solo nel Veneto. 22.000 società sportive solo nel Veneto, non ho il conteggio delle società sportive del Trevigiano. L'ha detto Dino Ponchio ieri, qui è il presidente del CONI. Stiamo parlando di numeri importantissimi. Treviso è sicuramente
la città dello sport per antonomasia nel rapporto, diciamo, fra titoli vinti, 29 scudetti vinti fra rugby, volley e basket, e naturalmente l'ambito della popolazione. E sono passati tantissimi campioni, sono passati medaglie olimpiche, campioni mondiali, atleti di tutti i livelli. Quello che è cambiato moltissimo è la società sportiva, perché faccio un esempio banale, io faccio sempre un esempio banale, fino a 10 anni fa se noi avessimo visto una persona correre per strada alle 8 di mattina avremmo chiamato l'ambulanza, no? C'è un pazzo che corre per strada. Oggi ci meravigliamo se non c'è nessuno che corre per strada alle 8 di mattina, quindi è cambiato completamente, diciamo, l'approccio allo sport. La gente vuole fare più sport, ma costa sempre moltissimo fare sport. Quindi faccio l'esempio del calcio. I bambini del calcio, oggi le famiglie che vogliono far giocare i bambini a calcio devono pagare. Certo. E questa è la prima generazione, se vogliamo la seconda generazione, saranno 7-8 anni che per giocare a calcio si va 2 volte alla settimana in una società sportiva organizzata con le docce e lo spogliatoio, si paga una quota ma non basta spesso e per fortuna che ci sono le società sportive, perché il calcio nei campetti si gioca sempre meno. Purtroppo, dico io, e ha fatto bene a ricordare, ecco, questa anche cultura che sta crescendo un po' alla volta, ma bisogna sostenerla, bisogna supportarla. È inutile, come ha detto il Presidente Ponchio ieri, se non mi aiutate economicamente non ce la faccio. Non è possibile che io qua chieda sempre aiuto su una realtà che dovrebbe essere e dare là a questi giovani che stanno cercando di trovare la strada giusta. È lo sport far questo, è disciplina, è regole, è veramente socializzare. Allora, saluto anche il professor Paolo Pauletto, presidente ospedale riabilitativo alta specializzazione di Motta di Livenza. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Buongiorno. Finalmente, finalmente. Appassionato di calcio, sa bassi il professor Pauletto, vero Pauletto? E chi non è appassionato di calcio? Tutti sono appassionati di calcio. Certo, ma a basso livello ormai a 76 anni credo che appenderò le scarpette al chiodo quest'anno, perché il gap comincia a farsi grande con il resto della squadra. Allora professor Pauletto, cosa ci racconta? Il mondo dello sport e la riabilitazione, ecco, non sempre facile, molto difficile, ma forse la riabilitazione, ho sentito dei campioni paralimpici che ho avuto la fortuna di avere ospiti che facevano tutta un'altra attività sportiva e proprio grazie alla riabilitazione si sono avvicinati ad altre discipline sportive e sono diventati anche dei campioni, ecco, l'importanza della riabilitazione anche dello sport. Prego professore. Ma allora la riabilitazione può significare cose diverse. Se parliamo del nostro ospedale, cioè dell'ospedale riabilitativo regionale di Motta di Livenza, noi facciamo riabilitazione di terzo livello, quindi non la persona che si frattura una gamba sciando oppure l'anziano che cade. Noi abbiamo la riabilitazione dei trapiantati di cuore, dei trapiantati di polmone, di chi ha avuto un infarto e abbiamo un ruolo importantissimo, il più importante in regione, nella riabilitazione dei pazienti mielolesi, quindi persone che in seguito a un trauma o anche altre malattie restano paraplegiche o tetraplegiche, cioè che non possono utilizzare gli arti inferiori oppure addirittura tutti e 4 gli arti, quindi un ambito molto specialistico. Anche qui però lo sport recita una parte importante, importantissima, perché oggi quando si deve riabilitare un paziente che ha avuto una delle patologie che ho citato un momento fa, si punta non solo ad ottenere il massimo da un punto di vista medico in termini riabilitativi, ma anche l'inserimento sociale, perché una persona che rimane ad esempio paraplegica e quindi non può più muoversi se non in sedia a rotelle, da un lato deve avere le facilitazioni ambientali e noi qui abbiamo un disability manager che si occupa di questo, siamo stati fra i primi in Italia, forse i primi,
ma anche deve socializzare, deve ritornare a una vita normale, e lo sport, specialmente nel caso di persone giovani, rappresenta il metodo di socializzazione di eccellenza. Allora, professor Pauletto, a parte che ci conosciamo tantissimo... Il Comitato Paraolimpico è costante, ecco. Allora, professor Pauletto, adesso chiedo alla regia di trovare questo video che ho piacere che lei conosca, questo uomo, Fulvio Marotto, che è stato colpito come Bebe Vio, perciò parliamo di una persona che è senza gambe, che è senza mani, senza naso, senza milza. È l'unica persona al mondo che ha la patente di motocicletta, è l'unico che porta le protesi 24 ore su 24, scia, nuota, va in canoa, pattina, fa qualsiasi cosa. E si fa anche le protesi, professor Pauletto, visto che lui non riusciva a portare le protesi che facevano in certi istituti, si crea anche le protesi. Ma quello che lui mi dice, volevo proprio sentire con lei e poi anche con Bassi, Pauletto, la forza dell'uomo, la forza di vivere, la voglia di vivere, tornare normale, anche allo sport, grazie anche a queste discipline. Ma soprattutto lui mi dice una cosa: se vuoi, Mirella, tu dalla sedia a rotelle ti puoi alzare, naturalmente. Certo, metaforicamente. Metaforicamente, certo. Però è tutto dal cervello che parte. Se tu ci credi, ce la fai. Cosa dice professor Pauletto? Poi le farò vedere le immagini. Guardi, quando le faccio l'esempio ne abbiamo molti qui, del giovane mieloleso che improvvisamente si ritrova ad aver perso l'uso degli arti inferiori. Allora questo è uno shock per il paziente, ovviamente, per la persona, uno shock per la famiglia, e noi dobbiamo supportarli proprio in questi termini di cui parlava lei un momento fa. Bisogna ridargli speranza, energie mentali per capire che può tornare a fare una vita sostanzialmente normale, e non esagero. Oggi una persona paraplegica può lavorare, avere una famiglia, avere una vita sostanzialmente normale. E certo, l'ambiente lo deve aiutare, perché deve poter accedere con la sua carrozzina o con gli arti artificiali, che sono però un'altra cosa, e deve sentirsi parte della comunità. E per fare tutto questo deve uscire da uno stato di depressione che spesso è profonda e preoccupante. Allora, ecco, quindi grazie professore, sentiamo anche, devo correre perché il tempo è tiranno purtroppo. Ecco, qui stiamo vedendo delle immagini che ha trovato il nostro regista, poi vedremo Fulvio Marotto. Cosa ne pensa Bassi? Ecco, sulla voglia di vivere, grazie allo sport poi. Ma sì, io ho un esempio proprio concreto, perché fra i miei atleti c'è anche un'atleta disabile che si chiama Katia Aire, è una ragazza friulana che ha una determinazione come ne ho conosciute poche, e ha perso per una malattia autoimmune, ha perso l'uso delle gambe, era un'atleta normale ed è diventata un'atleta paralimpica, paranormale. Sì. E a un certo punto della sua storia, che sarebbe interessante sentire, ha detto: io avevo due possibilità, o lasciarmi andare o utilizzare la cosa più importante che ho, che è lo sport, per rinascere, per avere una seconda vita. È riuscita a fare questo percorso e oggi è un'atleta paralimpica medagliata, fra l'altro a Tokyo, e la cui storia è molto interessante come contenitore di valori, ecco, di valori umani, sportivi e anche comportamentali. Veramente lo sport l'ha salvata, l'ha salvata. E volevo dire una cosa a proposito del movimento paralimpico. Il movimento paralimpico è stato per tanti anni un movimento di serie B, no, di serie C se vogliamo. C'è un progetto ancora allo studio, ancora un po' secretato, no? Nell'ambito del Comitato Olimpico Internazionale,
per rovesciare la tempistica del periodo olimpico. Cioè normalmente ci sono le Olimpiadi di Parigi il prossimo anno, fra 4 anni a Los Angeles, normalmente si fanno i 15 giorni di Olimpiadi, poi c'è uno stacco e poi ci sono le Paralimpiadi che durano sempre 15 giorni, ma naturalmente con un impatto mediatico che è il 20-30%. Il progetto del Comitato Olimpico Internazionale è quello di rovesciare, cioè quindi di iniziare. Per la prima volta sarebbe, forse non ce la fanno ancora in America, ma quelli successivi, iniziare con i 15 giorni del movimento paralimpico, cioè quindi delle Paralimpiadi, per poi passare alle Olimpiadi normali. Avete Questo capito sarebbe, perché è un problema culturale. E forse i tempi stanno cambiando, c'è una sensibilità molto più accentuata e si ritiene che sia il momento. Allora io la ringrazio di queste parole Bassi, perché io sono anni che dico questo, che mi piacerebbe che ci fossero solo le Olimpiadi, nel senso che parliamo di sport, che ci fossero delle medaglie uniche, non di Serie A e di Serie B come sta succedendo purtroppo, perché se la medaglia d'oro la conquista un ormodotato, io penso che la medaglia d'oro conquistata da un atleta paralimpico abbia 3 volte più valore per l'impegno, lo sforzo, la dedizione, il sacrificio che fanno queste persone solo per uscire di casa e per arrivare all'obiettivo. Perciò noi dobbiamo sempre dire grazie a questi atleti che hanno portato alto il nome dell'Italia con tantissime medaglie, che i normodotati non hanno raggiunto quel numero. Perciò sempre grazie. Però il messaggio positivo è questo che voglio lanciare e per questo ho invitato questi ospiti questa mattina. Credere nel futuro. Ecco, lo sport può aiutarti a cambiare registro, a iniziare anche una nuova vita, una nuova situazione. Prego Pauletto. Sì, noi ci siamo spinti anche più in là, nel senso che diamo per scontato che una società avanzata e una persona paraplegica, ad esempio, come dicevo prima, abbia a disposizione, non abbia barriere architettoniche e abbia a disposizione una serie di strumenti come un'automobile attrezzata e altro che permettono una vita perfettamente normale. Noi ci siamo spinti più in là perché vi abbiamo mandato anche, credo, un filmato e abbiamo cercato di estendere questo concetto ai tetraplegici, che sono le persone che oltre a non avere l'uso delle gambe non hanno l'uso delle braccia o delle mani o se l'hanno parziale. E con l'aiuto della Lega Navale Italiana e dell'Associazione Lo Spirito di Stella, ecco, adesso stiamo vedendo le immagini, abbiamo piazzato dentro il nostro ospedale, nella chiesa dell'ospedale, abbiamo avuto anche qualche polemica per questo, una barca a vela Horizon, di quelle che vedete, che sono dei monotipi normali usati da persone che normalissime, che fanno regate, e con un generatore di vento, l'aiuto della Lega Navale e il supporto del nostro personale, abbiamo provato con 4 persone tetraplegiche o parzialmente o totalmente a immetterle nel mondo della vela, e nessuno di questi 4 era un velista. Quindi hanno imparato ad andare in barca a vela e hanno imparato a manovrarla, come vedete, con l'aiuto del personale. Abbiamo raccolto dati scientifici perché siamo un ospedale su questo, abbiamo misurato certi dati fisiologici di adattamento alla postura e al moto ondoso, ed era la prima volta che veniva fatto al mondo, perché è stato fatto sporadicamente da altri, da persone, da privati, ma era la prima volta che un'istituzione lo faceva raccogliendo dati scientifici sulla fisiologia, che è delicatissima. E ha fatto bene a dirlo, a persone. farlo vedere. Devo correre perché abbiamo anche Beatrice in linea. Vai Beatrice. No, perché si parlava prima delle Olimpiadi. Sì, prego. E allora volevo chiedere, a proposito delle Olimpiadi del 2026,
si parla di ritardi, di decisioni da prendere, e volevo chiedere al signor Bassi cosa ne pensa, ce la faremo nei tempi previsti o secondo lui ci sarà un successo o no? Grazie. Allora è un po' perplesso, però sentiamo. No, vado. Prego, Bassi. Forse sono l'unico che la pensa così in tutta Italia, però io penso che ce la faremo. Forse le parti infrastrutturali, cioè le parti autostrade, quello che serve, vabbè, potrebbe essere che siamo un po' in ritardo, però noi in Italia siamo campioni del mondo nel raggiungimento degli obiettivi all'ultimo minuto. Ce la faremo sicuramente, c'è il contributo del governo, il governo è entrato nell'organizzazione olimpica, tanto ha capito quanto importante è per l'immagine dell'Italia e secondo me sarà un grandissimo successo internazionale. So che tutti dicono adesso qua bisogna pensare come fare, però non è che soltanto Cortina e Milano se ne occupano. E poi non dimentichiamo una cosa, le Olimpiadi sono Milano-Cortina. Milano-Cortina, quindi non è capite Cortina, perché lo dice è Milano-Cortina, quindi il fatto che il governo sia entrato nell'organizzazione delle Olimpiadi io penso sia una grandissima garanzia economica, organizzativa e motivazionale per tutti. Io penso che sarà un successo come sono state tutte le Olimpiadi, diciamo, almeno. Bisogna pagarle, ma questo si sapeva fin da prima, questo si sapeva e questo è un pedaggio che si paga per avere però una visibilità che resterà poi nel tempo. Ecco, vede Bassi, il problema del cittadino comune è che non conosce, ecco, perché c'è poca trasparenza, perché noi vediamo gli esempi negativi del passato e ci rimangono impresso, perché alla fine sono anche soldi nostri. Allora questo cittadino vorrebbe che ci fosse più trasparenza, che questi soldi fossero impiegati molto bene. Lei capisce bene che io ho avuto il presidente del CIP Ruggero Vilnai che ha dovuto fare un convegno a Cortina perché abbiamo ancora gli alberghi che non sono adeguati, molti alberghi non sono adeguati, stiamo parlando del 2023, non è che passiamo, eppure c'è ancora questa diversità anche a livello culturale, che il diverso non è che sia visto molto bene. Ecco, lo sport dovrebbe aiutare anche a questo, non a caso io per il secondo anno farò sport senza barriere in occasione della città di Treviso, grazie anche al sindaco Mario Conte che mi supporta in questo, grazie al presidente di Ippodromi Nord-Est, a vari sindaci e altre realtà, al presidente del CONI di Vilnai, per cercare di far capire l'importanza dello sport, perché sennò non ne veniamo fuori. Noi abbiamo bisogno che il messaggio arrivi ai ragazzi, che imparino a divertirsi giocando, rispettando le regole, trovando l'obiettivo. Ecco, e invito anche Pauletto, perché inviterò anche lui a partecipare a questo evento, perché il presidente Pancali, che ho conosciuto e anche intervistato, Luca Pancali, mi ha detto Mirella continua in questo, perché è quello l'obiettivo, raggiungere questi ragazzi. Ecco, da parte di tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Prego Bassi. Se posso dire una cosa, c'è anche un punto culturale molto importante che va sottolineato, cioè c'è in questo momento una percezione di prestazione, cioè il ragazzo che entra è un po' soggetto all'obbligo, all'idea di dover comunque ottenere una prestazione, c'è troppa esasperazione agonistica, mentre lo sport per chi comincia deve essere fondamentalmente soltanto giocare, rimanere a contatto. Quindi io penso che le tre parole che devono essere eliminate, no, in un qualunque tipo di progetto sportivo rivolto alla popolazione sia devo, stress e prestazione. Queste tre parole qua devono essere derubricate, mentre devono essere aumentate, e quindi aumentato la loro rubricazione è posso, ci provo e incontro qualcuno. Queste sono le cose importanti che vanno trasmesse oggi. Poi avremo qualche campione, bene, siamo contenti, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è partecipare. L'obiettivo è non vincere, partecipare. Esattamente, fare l'attività, perché molti ragazzi lasciano perché dicono no, non sono abbastanza bravo. Mi hanno detto che non sono abbastanza bravo e questo è un problema che va risolto anche a livello di organizzazione generale.
Allora, quello che io volevo anche capire con l'ospite, professor Paolo Pauletto, grazie però anche alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia, avete fatto anche passi da giganti. Ecco, veramente noi vediamo delle situazioni incredibilmente favorevoli verso queste persone che all'improvviso, come dice lei, per purtroppo i gravi incidenti stradali, io tutti gli ospiti che ho avuto qui paralimpici, tutti con incidenti stradali, tutti. E sa, professor Pauletto, più di qualcuno cosa mi ha detto. Sai Mirella, l'ha detto qui davanti alle telecamere, nel momento che mi svegliavo e che capivo che forse non ero più la stessa persona, ecco, qualche medico si dimenticava che sotto quelle lenzuola che io non osavo alzare non c'erano più le mie gambe e mi vedeva detto in modo un po' tecnico, un po' troppo come fossi un numero. Ecco, abbiate un po' più di umanità. Quello che a lei, professor Pauletto, lo sta cercando di spiegare, ecco, portando anche queste persone a fare degli sport che mai avrebbero immaginato, a fargli vedere che la vita è un'altra cosa, che è il messaggio che sta cercando di fare anche Fulvio Marotto, da solo, senza nessun aiuto, però lui ci prova. Ecco, lui continua a mettere questi granelli di sabbia. Prego, professore. Ma il supporto psicologico è fondamentale in questi casi e ripeto, deve coinvolgere l'intera famiglia, perché non è soltanto il problema della persona che si ritrova improvvisamente senza braccia o senza gambe, è anche il contesto familiare che ne esce sconvolto. Eccolo, questo è e quindi il supporto psicologico. Ecco, stiamo vedendo Fulvio, professore, eccolo qua, questo è Fulvio, esatto. Eccolo qua. Prego, prego. Deve essere a 360 gradi e bisogna far capire, lo sport è importantissimo anche in questo, che c'è un ritorno a una situazione che comporta un grado di soddisfazione della vita, del vivere. Si torna a una normalità che è diversa, ma è sempre una normalità. Ecco, queste sono belle immagini. Queste sono belle immagini. Poi la tecnologia oggi fa miracoli, sia con gli arti artificiali che con altri tipi di supporto, e quindi bisogna curare moltissimo, e noi, questo è un bellissimo esempio, lo facciamo costantemente con i nostri pazienti. Ecco, mi fa piacere, ecco, prego Bassi, che vedendo queste immagini... Ma mi è venuta in mente una cosa, perché seguendo appunto l'attività di Katia Aere, che è appunto un'atleta paralimpica, abbiamo scoperto che c'è anche un cambio culturale anche all'interno del CONI. Allora, cosa succede alle Olimpiadi? Alle Olimpiadi succede, allora, il primo premio, la medaglia d'oro vale per un atleta normale 100.000 euro, medaglia d'argento 75, medaglia di bronzo 50, per i paraolimpici la metà. Allora abbiamo introdotto questo problema, no, all'interno del nuovo Ministero dello Sport, presieduto da un bravissimo ministro che si chiama Andrea Bodi, e abbiamo detto, secondo me dovrebbero prendere il doppio, no? Cioè, oppure lo rovesciamo. Voglio dire, non è che mancano gli sponsor in Italia, non è che mancano gli sponsor all'interno del CONI, no, per poter supportare questo costo. Ci stanno ragionando. Oh, che bella notizia, che bella notizia. Vedete, cari telespettatori e telespettatrici, che anche Sveglia Veneti serve, che da anni che diciamo bisogna cambiare, bisogna dare più soddisfazioni a questi meravigliosi atleti. Ma in generale, cioè, l'attività sportiva sta cambiando molto più di quello che viene percepita, perché poi sui giornali si legge le brutture del calcio, si leggono tante cose che sviano un po' dai ragionamenti e dalle cose importanti sulle quali bisognerebbe riflettere, perché però esistono. Senta, perché il movimento, tra l'altro, scusi, lo sport è la quinta industria italiana e rappresenta il 3% del PIL italiano. Senta Bassi, lei che dice gli sponsor non mancano, come mai ho queste società sportive piccoline che non riescono ad avere sponsor? Lo sponsor va dove c'è il numero uno, dove c'è il campione, il supercampione, ma dobbiamo capire che bisognerebbe anche supportare queste società minori, perché è là che troviamo i ragazzi, è là che li formiamo per diventare campioni, ma se non li supportiamo là cosa facciamo? Bassi. Noi puntiamo alle strutture, ma i servizi a queste società che veramente non ci sono?
Ma alcune società che lavorano abbastanza bene, magari gli sponsor locali li trovano. Manca una legge, una disposizione o un decreto legge che permetta alle aziende che sponsorizzano di portare in detrazione tutto il costo. Questo è fondamentalmente il problema, cioè io aiuto la società del mio paese di Treviso, no? O di Paese o di Quarto d'Altino, però mi dai tu Stato mi devi dare la possibilità di portare in detrazione questo costo. Oggi non è così e questo naturalmente frena molto l'impatto economico del territorio, mentre i grandi sponsor, ce ne sono tanti perché ogni federazione ne ha parecchi, il tennis ne ha 14, il rugby ne ha più di 10, ma stiamo parlando di grandi aziende, parliamo di Poste Italiane, Frecciarossa, Vittoria Assicurazioni, quindi grandi sponsor, e adesso uno dei progetti sempre nell'ambito del Ministero dello Sport è di redistribuire una quota di queste grandi sponsorizzazioni a pioggia a tutte le società che presentano un bilancio positivo. Ecco, io sono veramente orgogliosa di avere Leo Bassi, questo manager che sta cercando di portare avanti lo sport minore. Ecco, le società minori però tenendo mente presente che politicamente, e qua lo dico io, Bassi, mi scusi ma lo dico io, devi essere supportato, perché se non sei supportato politicamente tu puoi essere bello, bravo, buono, quello che vuoi, ma non riesci a entrare nel giro giusto. Se invece politicamente sei supportato, la strada da percorrere è molto più facile, più veloce, ma nello sport non dovrebbe andare così, dovrebbe esserci la competenza, quello che si parlava anche prima col presidente del WWF e col sindaco di Preganzol, ma anche con le eccellenze che ho, e qua lo dico, dal professor Gerosa al professor Cillo, a tutte proprio le eccellenze tantissime che ho in questo studio, dove dicono dobbiamo fare prevenzione, e la prevenzione la fai investendo, è là che fai la prevenzione, la fai investendo nel territorio, nei vari ambiti. Cosa dice professor Pauletto? Ma io dico sì, è importante, certamente devono esserci delle scelte politiche di base. Bisogna però, secondo me, dal mio angolo di vista, dal mio punto di vista, cercare di superare la frammentazione che c'è. Io parlo per esempio della frammentazione che c'è nelle società che si occupano di pazienti che hanno avuto una disabilità e che poi sviluppano attività sportive, e sono frammentate fra di loro e spesso non si parlano, mentre dovrebbero confederarsi, e così sarebbe secondo me anche più semplice ricevere finanziamenti. Quindi le piccole, ma io non sono un manager dello sport, quindi parlo così un po' per esperienze indirette. Forse dovrebbero consorziarsi per tipologie di attività. Chi fa il calcio giovanile dovrebbe essere parte di un contenitore in cui ci sono tutte le varie società. Io la vedo così, ma forse sbaglio, però sono sicuro che nel caso dei pazienti paraplegici e tetraplegici che sono stati riportati al massimo livello possibile di efficienza e hanno intrapreso la via dell'attività sportiva, che è parte integrante della loro riabilitazione e reinserimento sociale, si trovano in una condizione di appartenere a tante associazioni locali frammentate che non si parlano fra di loro, e da anni io spingo perché ci sia un'unica voce, che riescano a confederarsi pur mantenendo il profilo locale come è giusto che sia. Questo è un problema secondo me. Perfetto, prego Bassi. Un'ottima idea. Volevo dire comunque che noi giustamente critichiamo, ci occupiamo, dobbiamo preoccuparci di miglioramento. Comunque il sistema nostro, il sistema CONI, che è un sistema misto, diciamo, pubblico-privato, perché alla fine sono le piccole società che portano il movimento. No, i numeri in Italia sono questi: si giocano 3 milioni di partite, ok?
parliamo di partite di tutti gli sport, quindi dalla Juventus fino alla squadra di terza categoria nell'ambito delle 38 federazioni. 600.000 partite solo nel calcio all'anno, 600.000 partite, 80.000 arbitri. Ecco, per esempio un ragazzo che non è particolarmente dotato ma che volesse inserirsi nel mondo dello sport può benissimo fare l'arbitro, può benissimo fare il dirigente. Ci sono tanti ruoli che sono misconosciuti o addirittura sconosciuti. Quando io vado a fare, mi è capitato di fare degli speech all'università o anche nelle scuole superiori, e quando si dice parla di sport o atleta o niente, no, o atleta o dirigente sportivo, fisioterapista, puoi fare il medico dello sport, puoi fare l'architetto di strutture sportive. Ci sono tantissimi ruoli che devono essere fatti conoscere. Forse Bassi, venire anche più in trasmissione, essere più trasparenti anche quelli che fanno, quelli che io la ringrazio di essere qui e aver dato questi messaggi positivi, ma lo dico anche al dottor veramente Pauletto, è molto importante perché la trasparenza in questo paese che sempre è nascosta per una volta dovrebbe essere positiva, far capire veramente l'importanza dello sport. Siamo gli unici in Europa a fare 2 ore di sport nelle scuole, capite bene. Poi le palestre che hanno le scuole che hanno la palestra, perché non tutte. Ecco, le scuole che hanno la palestra, perciò strada da fare ce n'è tantissima. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, Leo Bassi, manager sportivo, ringrazio da Motta di Livenza il professor Paolo Pauletto, presidente ospedale riabilitativo alta specializzazione di Motta di Livenza. Grazie professore, ma ci sentiremo naturalmente al telefono io e lei. Grazie, grazie, grazie anche a voi. Grazie e grazie veramente anche grazie ai miei telespettatori e telespettatrici. Adesso facciamo la posta di Mirella.